Maurizio Scocco, che è Infocamere, Avvocato Paglia, ok, c'è, e Daniele Gerotto non l'ho ancora visto, ma dovrebbe esserci, del Comune di San Donà. Alessandro Ceola c'è del Comune di Vicenza, quindi peccato sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Michele Marchetto, sono dirigente della Camera di Commercio di Vicenza, che ho il compito di coordinare questo tavolo. Purtroppo ci aspettavamo una presenza molto più numerosa, non lo sappiamo se in base alla collocazione di questa stanza oppure per altri motivi. Comunque, per il rispetto per chi è presente, naturalmente iniziamo. E do la parola a Mario Pozza, che è vicepresidente di Union Camere del Veneto, nonché presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Grazie, buongiorno a tutti. Direi che è un incontro molto ristretto e quindi potremo fare le presentazioni a questo punto, così diamo merito a chi partecipa a questo evento, a questo confronto. Quindi grazie a voi per la presenza, ovviamente anche pochi ma buoni, alla dottoressa Luisa che rappresenta l'assessore marcato della nostra regione, l'avvocato Paglia che dovrebbe arrivare, e a Maurizio Scocco di Infocamere, il nostro strumento, direi, d'ariete per le camere di commercio, per il peso che ha, il ruolo che ha Infocamere nel sistema camerale nazionale, ma non solo. Un'eccellenza, una punta di diamante che direi è poco conosciuta e valorizzata per quello che è riuscita a fare e dà al nostro paese e anche ai nostri comuni. Perché io consiglierei a tutti i comuni di fare una visita propedeutica proprio a Infocamere per far capire che fonte di informazioni ci sono, di ricchezza di informazioni per il proprio territorio, perché potrebbero sviluppare le loro politiche comunali proprio attingendo a tutti quei dati. Veramente io sono rimasto entusiasta, sono un entusiasta. Ho portato il Consiglio Camerale di Treviso e Belluno la settimana scorsa, 10 giorni fa, quindi con le categorie economiche, sindacati e tutti quelli che sono all'interno del nostro parlamentino, effettivamente sono rimasti a bocca aperta. Anzi, stanno programmando proprio delle visite in Infocamere per far vedere agli amministratori e ai loro associati questa nostra eccellenza. Passo al discorso ufficiale perché ovviamente lo devo fare in quanto sostituisco tra l'altro il presidente Fedalto, il nostro presidente regionale di Union Camere Veneto. Quindi un benvenuto alla 34esima assemblea dell'ANCI, prestigioso appuntamento dell'Associazione dei Comuni Italiani, costituendo un focus di dialogo tra amministratori, addetti ai lavori, mondo del governo e imprese, per confrontarsi sui principali temi politici di interessi locali. Esso rappresenta pertanto lo spazio ideale per seminario odierno. La vigente previsione normativa è finalizzata a garantire alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse di modalità digitale, nonché di assicurare la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità della presenza fisica. Una volta avevamo le code fuori dalle Camere di Commercio, adesso queste code non ci sono più. L'incontro infatti tratterà dapprima delle caratteristiche dello SUAP camerale, sportello unico per le attività produttive in Veneto, del portale Imprese in un giorno. Tale portale è l'unico punto di accesso per tutti i procedimenti che abbiamo ad oggetto, l'esercizio di attività produttive, di presentazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Successivamente verranno esposte le novità normative, specificatamente considerando i 3 decreti legislativi emanati nel 2016 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, riguardanti rispettivamente la SCIA, segnaletica certificata di inizio attività, il riordino della disciplina della conferenza dei servizi e l'individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili e determinanti attività e procedimenti.
Infine si esamineranno pregevoli aspetti di pratici ed efficaci soluzioni adottate, riportando le testimonianze di alcuni comuni del nostro territorio, concernente essenzialmente il rapporto tra amministrazione pubblica e sistema imprenditoriale. La Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto infatti hanno sottoscritto il 10 agosto scorso un protocollo d'intesa per il potenziamento dell'operatività delle reti degli sportelli unici attività produttive in Veneto e al fine della riduzione dei tempi della semplificazione e standardizzazione degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività delle imprese. Il protocollo verte su 5 modalità. La prima, l'attivazione di nuovi percorsi di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività economiche già presenti o che si avvieranno nel territorio veneto. Secondo, la promozione dell'utilizzo della piattaforma digitale unica della scrivania per il SUAP presso i comuni accreditati autonomamente, in sinergia con le azioni previste tra Union Camere del Veneto e l'ANCI nel 2016. Terzo, iniziative di monitoraggio, informazione, promozione e formazione relative al riordino degli sportelli unici. Quarto, individuazione di significativi contenuti con cui arricchire l'attuale capacità informativa o il servizio di portale impresa in un giorno. Quinto e ultimo, garantire uniformi procedure amministrative sul territorio regionale, figure da modello di riferimento per lo sviluppo di analoghe esperienze a livello nazionale. Queste finalità saranno perseguite tramite un tavolo tecnico SUAP composto da rappresentanti delle strutture regionali interessate, di Union Camere del Veneto, dei comuni e degli enti terzi coinvolti nel processo di semplificazione per il sistema delle imprese, delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali. Il presente seminario si presenta tra le prime attività del protocollo attraverso il quale la nostra regione si conferma come modello rilevante in ambito nazionale. Ritengo, concludendo il mio intervento, che iniziative come quelle di oggi siano importanti, purché promuovano e realizzano una valida azione di semplificazione amministrativa, come pure uno strumento fondamentale per favorire l'insediamento e lo sviluppo di attività e di imprese nel territorio veneto. Esse consolidano inoltre il rapporto tra Union Camere del Veneto e la Regione del Veneto nel loro reciproco diversificato e complementare operare a favore delle imprese, apportando un consistente contributo al progresso del nostro sistema economico territoriale. Aggiungo, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, che io ho l'onore e l'onere di presiedere, ha proceduto subito dopo il suo insediamento del Consiglio a un sondaggio, tra virgolette, anzi una ricerca, è il termine esatto, su 600 imprese di grande e piccole dimensione. Da questo monitoraggio che abbiamo fatto per capire se conoscono cosa fa la Camera di Commercio, le imprese, come la vedono, se conoscono tutto l'iter delle procedure, ci abbiamo messo anche il gradimento tra gli enti pubblici delle varie istituzioni. Ecco, il gradimento per il 90% degli imprenditori, grandi e piccoli, di tutte e due le province, è che Comune in primis e Camera di Commercio in secondo sono le prime istituzioni pubbliche con cui le imprese hanno a che fare, e nei numeri, chiedendo le competenze e le professionalità, sono stati tutti numeri positivi. Quindi questo la dice lunga su quale è il futuro delle Camere di Commercio e soprattutto della relazione che ci deve essere tra il comune, quindi l'ente più vicino al cittadino e all'imprenditore, e la Camera di Commercio quale ente economico più vicino alle imprese. Io vi ringrazio per l'attenzione, come ho detto siamo in pochi ma buoni. Sarà comunque mia cura e mio proprio portare la partecipazione dell'evento di questa mattina in comitato in giunta la settimana prossima, perché credo che insomma meriti una platea molto più partecipata, perché è un tavolo qualificato, e sprecare un'occasione così indubbiamente non è bello, assolutamente, per noi che veniamo e ci dedichiamo, per i relatori stessi e per le amministrazioni, e quindi sarà mia cura perché questo non accada più nel prossimo anno, che ci sia più attenzione nel poter valorizzare questo tipo di interventi. Grazie e buon lavoro a lei. Grazie Presidente. Prima di passare la parola alla dottoressa Luisa Luise, dirigente del settore politiche attive e sostegno all'impresa nella sezione commercio. Unità organizzativa commercio e servizi, ecco. Ci riorganizzano ogni mese ecco. Quasi, quindi... quindi
Mi scusi se ho Si sbagliato, figuri, ma anzi. come dice lei c'è molto movimento in Regione Veneto. Sì, prima di dare la parola a lei ricordo che per merito della Regione del Veneto e Union Camere stanno organizzando degli eventi sul SUAP, quindi degli incontri di approfondimento e anche sull'identità digitale per le imprese, quindi i nuovi prodotti, praticamente la firma digitale, l'accesso tramite SPID, ecco, verranno spiegati in questi seminari che sono aperti a tutte le imprese, a tutti i professionisti, a tutti i funzionari del comune, e fuori da questa sala trovate anche tutta la locandina con tutti gli eventi. Quindi ecco, ringrazio anche la Regione Veneto per questo metterci a disposizione queste risorse per organizzare eventi molto importanti che contribuiscono a far crescere la cultura su tutto il territorio. Ecco. Passo la parola a lei per un breve saluto. Grazie. Io sono qui a testimoniare proprio la vicinanza della Regione a questi eventi. L'assessore Marcato non è potuto essere presente per gli impegni istituzionali che ha in questo periodo, che sono assolutamente pressanti, però appunto ci tiene a far vedere che i suoi collaboratori, i suoi dirigenti, la Regione è comunque vicina alle iniziative che provengono dal territorio e dalle istituzioni che lavorano sul territorio, vicini alle imprese, vicini ai cittadini. Anch'io ho predisposto un piccolissimo discorso introduttivo. Vi premetto che non sono la dirigente che si occupa in particolare di SUAP, voi sapete che è la mia collega Adanella che in questo periodo è in ferie, altrimenti sarebbe qui al posto mio. Quindi sono sostituta della sostituta, ma sono ben lieta di dire due piccole parole per inquadrare un po' quello che è il ruolo della Regione in questa materia. La Regione e le Camere di Commercio sono infatti da tempo impegnate sul fronte della semplificazione e della digitalizzazione degli adempimenti a carico delle imprese, per razionalizzare le procedure, per accelerare i tempi di risposta, per ridurre gli oneri burocratici, per favorire l'automazione dei processi e l'interazione telematica con gli utenti. Il SUAP, che è disciplinato fin dal 2010 col DPR 160, è sicuramente uno dei progetti che ha visto proprio una sinergia, una collaborazione molto intensa tra Regione e Camere di Commercio e ha visto anche il coinvolgimento di quasi 500 comuni del nostro territorio. La Regione, quindi, per accompagnare i comuni nel processo di attuazione del SUAP telematico, ha sottoscritto tutta una serie di protocolli d'intesa. L'ultimo lo ha citato il Presidente Pozza, risale all'ultimo agosto, un mese fa. Comunque i protocolli risalgono a settembre 2011, quando è stato stipulato appunto questo primo protocollo con ANCI, con Union Camere del Veneto, con le Camere di Commercio. Nel 2012 c'è stato un accordo sul percorso sperimentale di semplificazione amministrativa con Union Camere, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Dipartimento per la Semplificazione. Nel 2013 si è aggiunto un ulteriore protocollo con Confindustria per sperimentare la gestione telematica dei procedimenti complessi in materia di edilizia e di ambiente. E questo progetto complessivamente ha visto il coinvolgimento attivo proprio di 500 comuni che hanno partecipato e partecipano alla gestione telematica del SUAP o tramite delega alle Camere di Commercio oppure in maniera autonoma. E comunque utilizzano la piattaforma tecnologica che è messa a disposizione gratuitamente dal sistema camerale. Possiamo dire che i risultati fin qui raggiunti sono stati soddisfacenti perché sono stati messi in rete i comuni che sono stati coinvolti nel progetto e c'è stata la standardizzazione delle procedure, si è assicurata la tracciabilità dei flussi telematici e in questo modo si rendono certi i tempi dei procedimenti. L'ultimo accordo, l'ultimo protocollo è stato siglato nell'agosto di quest'anno proprio nella consapevolezza che bisogna ancora andare avanti e procedere in questo senso. Quindi il protocollo è stato stipulato tra Regione, Union Camere del Veneto per potenziare il lavoro svolto sinora, attivando sempre in stretta sinergia col sistema camerale una pluralità di azioni per potenziare l'attuale rete degli SUAP nel Veneto, per offrire agli utenti un front-end unico a livello regionale, quindi un'univocità proprio di interlocutori, per standardizzare e semplificare ulteriormente i procedimenti che interessano le imprese e digitalizzare i procedimenti più complessi. Questo, come ben ha anticipato il dottor Pozza, alla luce della nuova disciplina in materia di conferenza di servizi, di concentrazione dei regimi amministrativi e della SCIA unica. E un altro obiettivo molto importante e fondamentale del recente protocollo è quella dell'implementazione del fascicolo d'impresa.
fascicolo d'impresa dove vengono raccolti tutti i dati relativi alla costituzione, all'avvio, all'esercizio dell'attività d'impresa, fascicolo che viene conservato dalle Camere di Commercio, come prevede il DPR ancora 445 e soprattutto l'ultimo decreto legislativo che ha proceduto alla riforma camerale, assegnando questa competenza nuovamente in maniera più importante alle Camere. Quindi la Regione è impegnata in questo processo di standardizzazione e semplificazione per appunto anche l'avvio dell'attività d'impresa, previsto dal recente decreto Madia, dal decreto legislativo della SCIA unica, il 126 del 2016. E questa modulistica, l'unificazione della modulistica è indispensabile per agevolare l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza nei confronti di cittadini e delle imprese, quindi trasparenza e non solo semplificazione. E gli uffici regionali partecipano anche a un gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, gruppo che ha il compito di definire una modulistica unificata per le attività individuate dal decreto legislativo 222 del 2016 e si è provveduto negli ultimissimi tempi, come sapete, ad adeguare la modulistica alla normativa specifica regionale per il settore del commercio e dell'artigianato e adeguare quindi la modulistica che è stata approvata nelle conferenze unificate del 4 maggio e del 6 luglio, del 6 luglio 2017, quindi abbiamo cercato di fare questo adeguamento e abbiamo pubblicato sul sito regionale tutta la modulistica. Io ho finito e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie alla dottoressa Luise. Adesso chiamo qui il Maurizio Pegoscocco, che è il funzionario di Infocamere che segue il SUAP camerale a livello. Ti lascio il posto qua, no, sei più vicino, come vuoi. E ci illustrerà il sistema camerale SUAP nel Veneto. Sì, perfetto. Allora, una cosa rispondo a una cosa che ha detto il Presidente perché mi ha colpito molto. Chiaramente sono di Infocamere, quindi gioco in casa, però è una delle cose che ho lavorato qua solo 23 anni e 6 anni ho lavorato in maniera piuttosto pesante nel territorio vicentino. Una delle cose che sempre mi chiedevano è chi è Infocamere. Mi chiedevano chi è Infocamere. Poi sono di Pordenone, la stessa cosa. Allora, lunedì prossimo, 19, ho pensato di organizzare un evento e portiamo i comuni del Polesine e del Veneziano a visitare Infocamere. Cioè devono capire questi interlocutori il peso che ha Infocamere in questo grande progetto per portare a eliminare la carta, per dare un segnale alle imprese di vicinanza. Perché devo dire che tutte le Camere, quasi tutte le Camere hanno avuto questo segnale forte di dire col SUAP noi vogliamo essere vicini alle imprese. Alcune non lo hanno ancora, quindi è molto importante se da un lato noi lavoriamo con i comuni per portarli in questo grande processo, no, che deve eliminare la carta, semplificare i procedimenti, dall'altro lato è compito anche di chi governa le Camere di educare, di informare. Mi riferisco al convegno primo dei conservatori che viene fatta a Livorno, no? Che anche chi è ancora un po' indietro, io sono stato in Liguria qualche mese fa e non ho visto la stessa sensibilità che invece c'è qui nel Veneto. Quindi è importante lavorare in più direzioni. Allora io qua pensavo di avere una platea che è composta da sindaci e quindi cos'è il SUAP io lo vorrei evitare, a meno che qualcuno in fondo, ma vedo Danilo in fondo che ci conosciamo di San Donà, ma loro lo sanno già cos'è il SUAP. Sul SUAP, ecco, io vorrei la slide che parla degli aspetti normativi, la andrei avanti, no? Giusto? Confermo. No, perché non sapevo com'era composto, sta bene. Ecco, però è una cosa che anche qui è bene ricordarlo, no? Il SUAP è l'unico punto di contatto. Siamo d'accordo? Io dico sempre che la legge è scritta in italiano e in tedesco, perché devo aspettare anche l'Alto Adige, no? No, è giusto, no? In italiano e tedesco. Allora, però, c'è uno di ma io capisco, lo leggo in friulano piuttosto che in marchigiano, la legge è scritta in italiano e tedesco. Siamo d'accordo? Quindi, quando dice che è l'unico punto di contatto, vuol dire che lì deve arrivare tutto. Però qui apre un altro problema. Cosa si intende telematico?
vado nel sito internet del comune, mi scarico dei moduli PDF, li prendo a penna. Sì, mia figlia l'altro giorno, che è stata studiata a Parigi, diceva: ho un modulo PDF, non riesco a compilarlo. Me l'ha mandato in Italia, l'ho compilato, poi è girato di là. Telematico non è questo. Siamo d'accordo? Telematico vuol dire, ma l'ha detto anche, poi ha detto una cosa interessante, lei, dopo la riprendo. Telematico vuol dire che quando una pratica nasce via web, nel suo percorso, nei suoi percorsi, perché magari va al Vigili del Fuoco, va a Veritas, piuttosto che alla IM, ecco qua io vedete che ho fatto un po' di cultura di quali sono le municipalizzate, deve rimanere elettronico, fermo restando, diciamo, i famosi progetti, no? I grandi, quelli, va bene, li lasciamoli da parte, però vuol dire, no, a parte, non vuol dire che non me li porti via internet, me li porti anche via internet, ma poi mi porti la cosiddetta copia di cortesia. Allora, noi stiamo spingendo molto, ha parlato del cassetto digitale, quindi lì bisogna capire che quando arriva lì la documentazione deve essere mantenuta elettronica, perché gli imprenditori potranno o dovranno vedere lo stato di avanzamento della sua pratica. E se il documento è cartaceo, perché accetto ancora la carta, piuttosto che sono moduli PDF che io stampo, nel cassetto digitale non ci sono. E apre quindi un fronte dove il comune dirà: ma stai lavorando bene o non stai lavorando bene? Perché se io accetto carta, oppure i documenti non vanno a finire nel fascicolo di impresa, io non li trovo, io imprenditore non li trovo. Quindi qui bisogna che tutti quanti si siedano attorno a un tavolo e leggano bene la normativa e dicono: il mio applicativo prevede tutte queste cose qua? No, allora devo fare in modo che il mio fornitore deve adeguarlo, se no non è a norma. Altro aspetto importante, scusate, io sono un po' un torrente, ecco. Altro aspetto importante è la pubblica amministrazione deve mettere a disposizione un servizio perché possa pagare la mia pratica in internet. Ho detto pagare, non ho detto diritti. Pagare vuol dire diritti e bolli. A Treviso, lo dico, il comune di Treviso ad luglio 2017 ha ricevuto la prima pratica dove l'utente ha pagato diritti e bolli 2, pagati via web. La nostra procedura è già predisposta. Bisogna fare in modo che tutte quante le pubbliche amministrazioni si adeguino anche a questo fronte qua. Le domande sono gradite, quindi dovete interromperli in ogni momento. Però ha detto una cosa molto interessante, io non me la sono dimenticata. Ha detto: dobbiamo fare in modo di semplificare il lavoro, ma semplificare non solo per l'impresa, perché l'impresa dice: ma io il giorno di Natale, è vero, il comune di Mira, il comune di Venezia, ha ricevuto una pratica, io dico, probabilmente qualcuno che non festeggiava il Natale perché aveva di religione diversa, ma ci sta, ha inviato una pratica. Bene, bisogna fare in modo che però l'imprenditore che manda la pratica a Schio, piuttosto che a Treviso, piuttosto che a Matteliche, piuttosto che a Mazzara del Vallo, abbia l'unica interfaccia. E il sistema camerale si era proposto: facciamo l'unica interfaccia. Purtroppo non è stato sempre così, però noi siamo aperti. Siamo aperti a dire: noi facciamo il front office, Infocamere, il sistema che fa il front office, la gestione dell'istruttoria che nasce nel comune la lasciamo al tuo fornitore, alla tua software house. Noi non abbiamo pretese e non vogliamo arrivare a informatizzare il SUAP e tantomeno il comune, perché il nostro mandato è quello di semplificare il lavoro. Quindi noi siamo aperti da questo punto di vista. Allora, veniamo un po' a qualche dato, e sono aggiornati all'altro giorno. Chiedo scusa, per le marche da bollo diceva, sì. Forse sono rimasta, ma il programma, l'Infocamere chiede il numero della marca da bollo? No, allora, arrivo in ordine, vado in ordine, adesso arrivo anche alla gestione dei pagamenti. Allora, in questo momento abbiamo 3.573 comuni che lavorano con noi. Milano? No, Vicenza, perché... Io ero rimasta che chiedeva il numero della marca da bollo. Allora sarei arrivato dopo, però allora mi fermo un attimo. Allora, tutti i comuni devono attivare il nodo Pago PA per i pagamenti online. Tutti. Pago PA. Tutte le pubbliche, bravo Michele, tutte le pubbliche amministrazioni devono attivare il nodo Pago PA. È un nodo diciamo ministeriale, quindi è gestito da un organismo ministeriale che deve prevedere il pagamento dei diritti e dei bolli.
È chiaro che se io mando la pratica al comune, è il comune che deve attivare questo nodo PagoPA. Attenzione che PagoPA non serve solo per le pratiche SUAP, serve per tutti i servizi che la pubblica amministrazione eroga. Devo pagare la piscina, l'abbonamento della piscina, devo comprare un libro, l'abbonamento. Il comune mi deve mettere a disposizione il tal servizio. Allora ecco, non so se qui la platea, per quanto ridotta, è solo del Veneto o anche fuori regione. Nel Veneto, la regione Veneto ha fatto una cosa molto saggia, di mettere a disposizione il MyPay, si chiama, un portale dove, registrandosi il comune, posso io pagare il comune di Trissino, tanto per dire un esempio, e mi viene prodotta una ricevuta che poi devo legare alla pratica. Però questo MyPay funziona solo per i diritti. Il nostro, come si dice, collegamento con PagoPA, non l'ho detto, è gratuito, prevede il doppio pagamento, diritti e bolli. Ma lo deve fare il comune questo, non lo possiamo fare noi. Ho detto Treviso, ma non solo Treviso, dico Adria, tanto per noi. Questi hanno attivato il nodo PagoPA che prevede che l'utente, attenzione, non ho detto che deve pagare online, può pagare online. Se lui vuole usare ancora i sistemi tradizionali, vado in posta e faccio il bollettino, allega la pratica. Però è importante che la pubblica amministrazione abbia messo a disposizione questo servizio e 369, è la slide su dopo, ha già fatto questo servizio qua. Quindi il comune che mi dice, mi chiede ancora gli estremi del bollo, vuol dire che non ha completato l'attivazione del pagamento PagoPA. Capito? Noi però non vogliamo, siccome non ci piace, non ci fermiamo mai in infocamere, noi vogliamo andare a fare un passo ancora più avanti. Però qua, dateci tempo, qualche mese. Immaginate che la pratica prevede la destinazione a 3 enti. Per esempio, Vigili del Fuoco, ASL e SUAP. E magari per ogni 3 di questi 3 enti ci sono dei bolli e dei diritti di segreteria. Facciamo finta che, dico, non so, 200 me li chiede il comune, 100 me lo chiede AIM e 200 l'ASL. Bene. Allora noi vogliamo arrivare che l'utente possa pagare una cifra complessiva, dire ti pago 500 euro, di cui 200 devono andare all'ASL, 100 devono andare al tal ente e il rimanente al terzo ente. Chiaro? Dove vogliamo arrivare? Ma questo perché? Perché quando ero ad Adria mi hanno fatto vedere come funziona PagoPA. Io entro dentro, dico, compilo la pratica, mi chiede vuoi pagare col PagoPA? Gli dico di sì. Entro dentro nel portale di PagoPA. Mi chiederà di che banca sei correntista. Unicredit, per esempio. Bene, io ho detto che ho 3 destinatari, quindi farò 3 pagamenti. Però la banca non è che lo fa gratis, ti chiede una commissione. Quindi faccio un primo pagamento, una commissione, secondo pagamento, seconda commissione, terzo pagamento, terza commissione. Quindi mi costa di più la pratica. Noi vogliamo invece fare che con il sistema nostro paghi 500 euro, quindi il totale complessivo dei diritti, quindi un'unica operazione, quindi meno commissioni, oltre al fatto di pagare i bolli, che con MyPay della regione, che ripeto ha fatto molto bene, perché serve a tutti i servizi della pubblica amministrazione, con la regione non è possibile. Fermo restando che siccome noi vogliamo lavorare in stretta collaborazione con la regione, la settimana scorsa, mi pare, o la settimana ancora precedente, mi sono trovato con l'ingegner Mola, mi pare, si chiami, Mola, mi pare, sì, che ha sviluppato il MyPay. Quindi stiamo cercando di fare in modo di collaborare con noi per cercare di semplificare il lavoro per l'utenza. È chiaro? Ho inquadrato bene il discorso dei pagamenti online. Quindi non c'è da parte dell'imprenditore l'obbligo, il professionista, di pagare, però noi dobbiamo mettere a disposizione il servizio che noi vogliamo arrivare con un unico pagamento e che permette di pagare i bolli. Se in questo momento il tal comune non mi dà ancora la possibilità di pagare i bolli, vuol dire che deve completare. Qua abbiamo il mio collega e c'è un bagno di sangue, perché bisogna contattare un comune alla volta e spiegare tutto quanto, e mi rendo conto che è veramente dispensione in termini di tempo e anche capire il mio interlocutore che capisca di cosa stiamo parlando. Michele voleva intervenire. Sì, no, volevo fare un esempio anche di Vai. PagoPA. Vai.
Io sono iscritto al registro dei revisori legali, alle mezzanotte e mezza dovevo completare la procedura di pagamento annuale, sono entrato nel sito del registro dei revisori legali, mi ha detto vuoi pagare con PagoPA? Io ho detto sì, mi ha collegato alla mia banca, sono entrato con il mio banking nella banca, nel mio home banking ho trovato già pronta la ricevuta, ho dovuto dare solo il codice dell'OTP, della pennetta, quella che si usa per fare i bonifici, dato nel giro di qualche secondo, dall'altra parte mi sono trovato già la ricevuta di pagamento. Questo vuol dire PagoPA, cioè la possibilità veramente di semplificare i rapporti senza spostarsi da casa a mezzanotte. Ho fatto questa operazione, quindi ecco la potenza del sistema PagoPA, che è un sistema che deve e è obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni, quindi dovremo aderire tutte come pubbliche amministrazioni. Mi ritorno nella mia presentazione, allora sarò molto veloce perché dopo ci sono altre persone che devono parlare. Allora, 3.563 sono i comuni che lavorano con noi a livello nazionale, 4.418 sono quelli che hanno scelto altre strade. È chiaro una cosa però, che adesso non so se qua davanti ci sono dei sindaci, bisogna che si capisca bene che è importante capire cosa si intende su, perché molti non hanno mica capito che quando si parla di burocrazia è proprio là che nasce la burocrazia. Allora, i dati parlano in giallo, ho messo la colonna ordinata per le pratiche 2017, aggiornata a settembre 2017, vedete che quel mix, no? Rapporto estremamente positivo tra sistema camerale, Regione Veneto e comuni ha creato questi risultati che sono all'ordine veramente eccellenti, no? Queste sono le pratiche che lavorano con noi, i comuni che lavorano con noi, però non si riusciva a ottenere questi risultati proprio se non c'era questa sinergia, secondo me. È stata fondamentale, Adanella è stata unica, la Doretta Peron, però non solo la Doretta Peron, bisogna riconoscere, perché per esempio una delle cose importanti, interessanti, è stata quello di organizzare un gruppo tecnico che lei coordina, dove c'è un entusiasmo, uso questo termine, c'è una voglia proprio di creare un servizio di qualità per le proprie imprese. Io faccio parte di questo lavoro, ho messo dentro qualcuno di Vicenza, Michele Boscardin e Gigi Schiavo, perché li tenevo le persone che in quel momento Vicenza non era ancora partita, quindi non potevo scegliere te, Alessandro, mi dispiace. No, guarda, te l'ho chiesto, tu hai detto no, è troppo oneroso, adesso che mi viene in mente, guarda, mi ricordo. Ma al di là di questo, quello che trovo veramente estremamente positivo è il clima che si è creato proprio di grande collaborazione e che sta creando questi risultati qua. Cioè io qualche volta vado a Roma e mi dicono ma come mai il tal comune, dico quale, è una lepre, le persone fanno la differenza. Sì, è vero. Per scherzare in ufficio diciamo sistema unico Adanella Peron, proprio perché ci coinvolge tutti in questo suo entusiasmo. È carino, no? Sì, ma ricordiamo, forse tu non l'hai detto, ma questo gruppo si occupa, non appena esce un decreto, di aggiornare la parte diciamo informatica, naturalmente non sono tecnici, ci sono i tecnici di Infocamere, dico questo tipo di percorso va cambiato in questo modo perché il decreto nuovo della Regione Veneto ha previsto questa nuova normativa e nel momento in cui il decreto entra in vigore c'è già il percorso, quindi è anche un vantaggio enorme per tutti i comuni il non dover più aggiornare tutti i moduli che una volta dovevano aggiornare loro. Quindi un vantaggio enorme e anche per i professionisti che dall'altra parte presentano la pratica. Ma questi sono i cardini perché che in qualche modo fanno lievitare questo progetto suo. Però uno potrebbe domandarsi, però mi viene in mente a questo punto quell'incontro che ho fatto con un comune ora, il giorno del mio compleanno, questo responsabile, non dico quale, l'ho detto prima ma adesso non lo dico, mi ha asfaltato perché diceva ma cosa c'entra il sistema camerale con il SUAP? E io gli ho detto guarda, c'entra perché il registro imprese nel 2001 ha portato a informatizzare il registro imprese, quello che viene considerato il gioiello a livello, vorrei dire, mondiale, perché il contenuto informativo e sia come fruibilità sia proprio come contenuto informativo è unico e ce lo invidiano a tutti quanti.
probabilmente se il sistema camerale non aveva questo know-how, non avrebbe questo passo, questa marcia in più che permette di ottenere questi risultati qua. Ecco quindi il motivo perché tanti comuni, inizialmente mi viene in mente Vicenza, se lo dico, che all'inizio erano un po' perplessi, anche loro volevano capire, poi quando hanno visto la trasparenza, perché una delle cose che è un vantaggio che è l'informatica, è proprio che è tutto trattato, tutto è trasparente, ha permesso appunto a tanti comuni di appoggiarsi al sistema camerale. I dati, allora, aggiornati sempre a fine settembre, parliamo di 503 comuni che lavorano con noi in questo momento nel Veneto, di quei 3.573. A fine anno saranno 153.000 le pratiche, ma vi dico è veramente un trend che sta crescendo sempre di più. Io lavorando adesso nel veneziano, per esempio, vedo la realtà prima di Venezia, ma Venezia è unica, no? È unica, quindi bisogna lasciarla stare. Hanno fatto, secondo me, un avvio pilotato, nel senso che hanno cominciato con le pratiche solo del commercio, adesso gradatamente si stanno estendendo alle pratiche tipo edilizia, ma lì c'è proprio un gruppo di lavoro, la dottoressa Battaglia e Zorzetto, che sono stati veramente talebani, cioè veramente, e hanno portato dei risultati veramente eccellenti. Tanto per dire di pagamenti, i comuni di Venezia mi dicono incassa 50.000 euro con pratiche pagate online. È il comune che incassa più soldi, per dire. Ho quasi finito, quindi... Torna indietro un attimo. Sì? La banca dati di procedimenti è alimentata con 1.800 adempimenti. Sì. Praticamente, scusa, No, so per dire che allora noi come sistema camerale, come funzionari, ce la mettiamo tutta per far sì che questi 1.800 adempimenti abbiano il giusto, corretto percorso. Purtroppo non è colpa nostra che ce ne sono 1.800. Purtroppo sappiamo che il male italiano è quello di aver legiferato troppo, aver creato una tela, intrecci di normative che portano veramente anche difficoltà nell'interpretare le norme, ecco. E di lavoro. E purtroppo viviamo in questa situazione, quindi lo sforzo è enorme, ma per adeguarci a quel che abbiamo, più di tanto non si può semplificare con queste normative. Quindi lo sforzo dovrebbe essere quello da parte del legislatore di veramente fare una semplificazione, perché 1.800 adempimenti, penso che pochi stati abbiano un certo numero di... a livello regionale. Chissà le altre regioni? Poi. Certo. Ecco, sono 369 i comuni del Veneto, quindi dei 503, che hanno attivato un sistema per il pagamento online. Di questi 369, una parte permette il pagamento dei bolli, vorrei dire che sono un 50%. Il lavoro grosso è proprio quello di raccordo e quello fa il sistema camerale e lo fa il mio collega qui di Infocamere. Ogni provincia ha un collega che lavora, io ho 2 province qui nel Veneto, di contattare, spiegare ed è molto difficile perché in molti casi ci sono proprio delle resistenze, no? Dicono ma io sono abituato a ricevere i soldi tramite questo canale, il servizio prevede altre cose e quindi c'è proprio tanto tempo da dedicare. Ultima cosa, qua io parlo alle persone che lavorano presso i comuni adesso. Allora il sistema, come ho detto, è sempre in continua evoluzione, perché rilasceremo a breve, per esempio, delle grosse modifiche sul programma per quanto concerne la parte edilizia delle pratiche, no? È già collegato quindi a Pago PA, vi ho spiegato perché e per come, accede tramite servizi di autenticazione forte quale CNS e SPID, però c'è un aspetto che è molto importante e che qua bisogna veramente dare un plauso al sistema camerale. Voi dovete sapere che quando vi arriva una pratica telematica, non ho detto SUAP, una pratica telematica, perché abbia valore legale nel tempo, bisogna che venga conservata a norma. Perché se finito diciamo un certo numero di anni, Claudio non mi ricordo mai quanti sono, sì, 3 anni, il documento non ha valore legale. Voi capite bene la delicatezza e la garanzia che dovete avere nel tempo dei vostri file. Chiaro? È chiaro una cosa che quindi, ma i vostri colleghi informatici lo sanno benissimo, per l'amministrazione si traduce in un investimento importante, perché oggi potrei avere 5 pratiche, fra 3 mesi 10, fra
10 anni ne avrò 1 milione di pratiche. Ma immaginate che quindi quanto dovrà l'amministratore comunale investire in tecnologia. Siamo d'accordo? Poi mi dice il tecnico, ma io 5 anni, la mia pratica, voglio averne 25 anni, dico un nome a caso. Questo si traduce che bisogna che il sistema camerale metta a disposizione un cloud dove nel tempo i documenti devono rimanere lì, che abbiano valore legale. Oppure, se le pratiche non lavorate col sistema camerale, bisogna che il comune investa in tecnologia. Bene, il nostro sistema, il servizio che il sistema camerale offre, prevede il servizio gratuito, completo di conservazione a norma. È quello che volevo dire. Quando voi tornate in comune dovete dire quanto mi costa archiviare le documentazioni cartacea, telematica che mi è arrivata. Mi costa 10, fra un anno mi costerà 100, fra 100 anni quanti soldi mi costeranno? Bene, rimaniamo nel 2017, il sistema camerale, perché è lungimirante, ha detto, visto che è un servizio che sto dando alle mie imprese, pago io la conservazione a norma. Quindi il confronto che dovete fare è, sto accettando carta pratiche, dopo le devo scansionare perché abbiano valore legale, devo pagare quindi un servizio a norma. No, chiudo la carta e tutto viene archiviato in un cloud che il sistema camerale gestisce, o meglio, Infocamera gestisce, però i costi sono gestiti dal sistema camerale. Io ho... Sì, sistema camerale che viaggia col 50% delle risorse in meno rispetto al 2014. Grazie a Renzi. Sono meno di più del 50%, sì, alla fine perché sì. c'è poi anche il risparmio di gestione Sì. che è basato sulle entrate del 100% del diritto camerale, quindi che il sistema camerale ha il 40%, cioè il 60% in meno di risorse. E che in Veneto, come dicevamo, siamo messi meglio anche rispetto a altre Certo. realtà. Per la Camera che io presiedo è 1 milione di euro all'anno, È stato un taglio tolti veramente- alle imprese. Comunque speriamo, confidiamo, perché c'è un ricorso presentato dalla mia Camera e dalla Camera di Venezia e sta andando bene, quindi ci saranno Bene, Allora, io ho terminato, siccome rimango qua, se qualcuno ha qualche dubbio o qualcosa da chiedermi, io sono sempre a disposizione, mi metto in coda e ascolto le persone. perfetto, dopo di me. grazie Maurizio. Ok, adesso c'è l'avvocato Laura Paglia che ci delizierà sulle novità normative degli ultimi decreti legislativi che sono appunto stati, che hanno un po' rivoluzionato il sistema amministrativo italiano. Ecco. Vediamo se riesco a inserire Sì. la chiavetta. Sì, vediamo adesso. Adesso arriva il tecnico. Un attimo che chiudo Certo. questa. Penso basta trasferire il slide qua. La cartella impresa. No. Ok. E qui adesso apriamo poi quello che ci interessa. Allora, buongiorno a tutti, io sostituisco il professor Fracanzani per un impedimento, non può essere presente, collaboro con lui, sono un avvocato del Libero Foro e sono anche un ex vice segretario comunale, quindi sono addentro al sistema. E mi occupo anche di docenza per la PA da tempo, insomma, quindi un po' dentro l'argomento ci siamo. Come avete detto, come hanno detto molti di voi che mi hanno preceduto, il fatto che voi stiate tutti raggiungendo questi risultati che abbiamo appena visto all'interno del sistema normativo che abbiamo è semplicemente un atto di eroismo puro. Lo definisco così perché non c'è nessun altro modo per definirlo. Scusate, ma emergerà anche dopo da quello che dirò. Questa normativa è alla faccia, diciamo, della semplificazione, resta comunque complicata e lo è complicata anche per noi che siamo operatori del settore. Quindi immagino che per chiunque
per chi magari anche non ha una formazione giuridica lo sia ancora maggiore, maggiormente complicata, per cui la difficoltà è tremenda, ma lo sarebbe comunque anche per chi ha una perfetta formazione, diciamo, giuridica, informatica, tecnica, specialistica, eccetera, perché purtroppo la normativa non elimina, non ha eliminato neanche adesso, neanche dopo gli ultimi decreti, diverse difficoltà che ci sono proprio di comprensione anche del sistema. E quindi con questo spirito, che è un dato di fatto che dobbiamo registrare, vi racconterò alcune cose, precisando che si tratta di una panoramica ovviamente che facciamo su questi 3 decreti. Non posso entrare e scendere nei dettagli, nella profondità, anche perché appunto richiederebbe un tempo diverso. Ho anticipato prima che appunto insieme con voi, con il professor Fracanzani, faremo poi il ciclo appunto di quel ciclo seminari, e fuori sono e dove ci saranno dove allora tutti c'entra gli approfondimenti, approfondimenti esatto, che appunto abbiamo esteso a tutti i professionisti del Veneto e Perfetto. a tutti i comuni, enti terzi, tutte le altre pubbliche amministrazioni del Veneto, quindi avrete una bella rappresentanza. Esatto, quindi allora lì avremo anche il modo di approfondire varie questioni. E, dunque, parliamo di questi 3 decreti, 126 2016, 127 2016 e 222 del 2016. Questi decreti nascono in esecuzione di quanto previsto dalla legge 124 del 2005, che è la legge di delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In pratica la 124 è la legge madre, diciamo, che dà le deleghe poi al governo per l'attuazione delle singole riforme e individua una serie di direttrici lungo le quali la semplificazione dovrebbe muoversi. La prima direttrice è quella che riguarda la digitalizzazione, la piena realizzazione del principio Digital First, che significa anche naturalmente infrastrutturazione del territorio, significa non soltanto l'accesso alle procedure telematiche, ma anche proprio la creazione delle reti e di tutti gli strumenti per arrivare poi anche all'uso nel rapporto con i cittadini di tutti questi strumenti. L'altra direttrice grande, diciamo, è quella della semplificazione dei procedimenti amministrativi, la ridefinizione dello strumento conferenza dei servizi. All'esito delle riforme non vi so dire se siamo andati meglio, probabilmente siamo andati peggio, ecco, perché le complicazioni che sono insorte sono superiori, diciamo, a quelle che avevamo prima, e questo non per essere pessimisti, ma proprio è un dato oggettivo, lo dice anche il Consiglio di Stato nei suoi pareri che ha dato nei decreti, che ci sono diversi elementi che restano da chiarire. Comunque, insomma, passi in avanti sono stati fatti, speriamo che siano comunque passi verso la semplificazione. L'altro obiettivo, sempre in materia di procedimenti amministrativi, oltre alla ridefinizione dello strumento conferenza di servizi, è anche l'individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, di comunicazione, di silenzio assenso e di autorizzazione espressa. L'obiettivo alto del legislatore, che poi si è concretizzato con i decreti, ecco, bene o male, diciamo, ma comunque si è concretizzato, è stato quello di individuare le attività per le quali è necessaria la semplice comunicazione, le attività per le quali è necessaria la SCIA, le attività per le quali è necessaria invece un'autorizzazione espressa, le attività per le quali si può realizzare silenzio assenso. Quindi il quadro di riferimento è questo. L'altro obiettivo del legislatore è stato quello di dire, che troviamo poi codificato nel 126, tutto quello che non è soggetto a autorizzazione espressa, SCIA, comunicazione, silenzio assenso, è da considerare attività libera nell'ambito dei principi stabiliti dall'Unione Europea. Anche qui siamo una definizione per differenza che lascia comunque dei dubbi, delle difficoltà.
C'è anche un tema di ridefinizione dell'autotutela amministrativa che diventa sempre più legata alla segnalazione certificata di inizio attività, cioè un'autotutela che si lega a quello che fa il privato. Il sistema in generale, lo sapete già, prevede un ribaltamento degli oneri in capo nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Cioè la tendenza del legislatore è quello di dire: tu cittadino dichiari, ti assumi la responsabilità di quello che dichiari, ti avvali di asseverazioni di tecnici, eccetera. Io amministrazione controllo, esercito eventualmente i miei poteri inibitori nell'ambito, quelli che sono previsti dalla legge, e quindi eventualmente ti blocco l'attività se ritengo che non sussistano i presupposti. Il controllo, cioè questo sistema si basa sul rapporto di fiducia tra impresa, cittadini e pubblica amministrazione. L'amministrazione deve fidarsi di quello che dichiara il soggetto, fermi restando i poteri inibitori e di controllo, e il privato deve adeguarsi a questo sistema che comunque lo favorisce, piuttosto che dover aspettare sempre che ci sia un pronunciamento da parte della PA. Prima la PA faceva tutta l'attività e accertava, e il privato rimaneva, diciamo, in attesa. Questo sistema comporta però anche una grossa responsabilità per il privato, per l'impresa, che in questo momento secondo me è altamente sottovalutata, cioè la piena responsabilità delle dichiarazioni che vengono rese. Diciamo ciò che accade in caso di falsa dichiarazione. E falsa dichiarazione che, oltre a far conseguire la decadenza dei benefici acquisiti ai sensi del DPR 445, questo lo sappiamo, ovviamente, oltre a far conseguire le sanzioni penali, perché quelle sono previste per la falsa dichiarazione, comporta anche un potere illimitato, senza limiti temporali nel tempo, per la PA di agire in autotutela, perché se tu mi hai dichiarato il falso, io PA ho il diritto di annullare sempre quello che tu mi hai dichiarato. Questo è un altro principio che viene stabilito e corroborato all'interno dei decreti. Allora, partiamo con il decreto 126, che è il primo dei decreti. Allora, intanto dobbiamo dire anche che il legislatore si è mosso per la prima volta, o comunque in maniera convinta, ma l'aveva già fatto, scegliendo di intervenire dentro la legge 241/90. Cioè la 241/90 è la legge del procedimento, è quella la legge di riferimento per tutto. Esistono altre leggi, eccetera, però la legge del procedimento è quella. E a quella ci dobbiamo adeguare tutti gli enti, tutte le regioni, perché quelli sono poi i livelli essenziali che devono essere rispettati nell'ambito del territorio nazionale. Quindi, allora, l'articolo 1 del decreto 126 parte con una bella enunciazione: libertà di iniziativa privata, e dice: questo decreto reca la disciplina applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette a autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata. Però al comma 2 subito mi dice: con successivi decreti saranno definiti i provvedimenti, le attività per le quali è necessario il silenzio assenso, la comunicazione, la SCIA o l'autorizzazione espressa. Quindi in realtà questo decreto, come ha detto subito il Consiglio di Stato quando ha ricevuto lo schema del decreto, è un decreto che dice faremo dopo, al comma 2, e il dopo si è visto con il decreto 222, che ha completato poi l'opera. Però diciamo intanto ha messo questo principio. E ha messo anche il principio che le attività che non sono espressamente individuate come oggetto di SCIA, di comunicazione o di silenzio assenso sono da considerare libere.
E poi all'articolo 2 ha indicato la necessità dei moduli unificati di cui si è già parlato, avete già parlato. Adesso per queste segnalazioni, per queste comunicazioni, per le istanze, non è possibile, ha detto il legislatore, che si abbiano 1000 moduli diversi, che ognuno si faccia il proprio, dobbiamo usare gli stessi moduli su tutto il territorio nazionale. Tutto il territorio nazionale, però ricordiamoci che dobbiamo rispettare le competenze regionali, le competenze comunali, quindi come facciamo? Operiamo attraverso la conferenza unificata che nelle sedute del 4 maggio 2017 e 6-7 2017 ha prodotto, li avete visti? Non so se li avete visti, ve li faccio vedere, tanto per darvi un'idea di come... del Malloppo, insomma, del Malloppo. Sono 263 pagine. Ecco. Questo è il verbale di quella del 4 e poi c'è quella del 6. Sono 103. Ecco, qui siamo su 103. Insomma, stiamo parlando di semplificazione. Con il dato poi di cui si era già parlato prima, che anche la Regione ha i suoi moduli, giustamente, anche perché non solo per la ma anche per la competenza legislativa regionale propria. E quindi la delibera della Regione Veneto, quella che dovrebbe essere questa, correggetemi se sbaglio, che è la 971 del 23 giugno 2017, dice correttamente, sì, bene tutto, però ci siamo anche noi, giusto? No, nel senso che ovviamente le norme statali si applicano nelle ipotesi in cui la Regione preveda un regime amministrativo maggiormente gravoso. Quindi se la Regione prevede un regime più gravoso, quindi meno facile, ecco, e poi lo individua anche, dice, pertanto le sopravvenute disposizioni statali si applicano nell'ipotesi in cui esse prevedano il regime della comunicazione nelle fattispecie assoggettate a SCIA dalle disposizioni regionali, il regime della SCIA nelle fattispecie assoggettate ad autorizzazioni dalle disposizioni regionali e termini per la formazione del silenzio assenso inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale. Quindi si applica sempre la normativa più favorevole per l'interessato. Tra l'altro ci dice come curiosità anche la Regione, sempre in questa delibera, che a titolo di esempio, a titolo esemplificativo, dovrà osservare che in materia di commercio al dettaglio su area privata continua a applicarsi il regime della SCIA per le medie strutture di vendita con superficie non superiore a 1500 metri quadri, perché in luogo del regime autorizzatorio previsto dalla sopravvenuta. Cosa succede? Succede che la famosa tabella A, di cui al decreto 222, che adesso vi sto anticipando ma dopo la riprendiamo, prevede un regime autorizzatorio, invece la Regione prevede una SCIA, quindi si applica il regime più favorevole. Quindi attenzione, normativa, modelli, tabella A, però attenzione, conferenza unificata, però attenzione anche alla disciplina regionale. E infatti la Regione allega i suoi moduli con questa delibera, quindi la delibera la trovate in rete, 971 23 giugno 2017. E qui è pubblicata con tutte le... Ecco, dopodiché questa norma dice, ma questi moduli li devi tu comune mettere, tu pubblica amministrazione devi mettere a disposizione. Attenzione, cioè il cittadino deve trovarli, deve essere in grado di, quindi devono essere pubblicati sul sito, e per mettere questo obbligo carica, diciamo, questo adempimento anche di sanzione disciplinare, perché la mancata pubblicazione di questi moduli può costituire una sanzione causa di un procedimento disciplinare. Ora, io su questa cosa, da giurista, vi dico ho dei dubbi estremi, perché a parte che la disciplina delle sanzioni, dei procedimenti disciplinari e delle sanzioni è riservata al decreto 165 e non può esserci nessun'altra fonte, quindi
già qui siamo fuori, diciamo, dell'ambito. Però oltre a questo c'è anche un problema che il comportamento che è oggetto di sanzioni disciplinari normalmente è un comportamento intenzionale, mentre diciamo la mancata pubblicazione difficilmente può essere un comportamento intenzionale, cioè un inadempimento, eccetera, di quelli volutamente non ho messo a disposizione. Ecco, stiamo parlando di colpa di una situazione che può essere anche magari non direttamente collegata alle competenze dell'ufficio, e quindi io su questo esprimo le mie perplessità, insomma, giuridiche, però la sanzione c'è. Ci sono del resto le sanzioni sulle mancate pubblicazioni ai sensi del decreto 33/2013. Non è una cosa nuova, siamo abituati alle sanzioni disciplinari legate all'onere di pubblicazione. Un altro aspetto importante, sempre nel decreto 126, è che l'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni e documenti solo se quello che lui ha presentato non è conforme a quei modelli. Non gli posso chiedere nient'altro, cioè le informazioni che io devo avere per procedere per quel procedimento sono esclusivamente quelle contenute nel modulo. Se lui mi ha compilato il modulo giustamente, mi ha scritto quello che doveva scrivere, non gli posso chiedere niente altro. E ovviamente non posso chiedere documenti in possesso di una pubblica amministrazione, ma questa, come dire, penso che sia una cosa talmente principio ormai assodato, quindi andiamo a chiederle ad altre amministrazioni. Dica. Adesso parlo dalla parte dell'ente comunale. Sì. Chi utilizza il programma SUAP, dove ci sono tutti i procedimenti? Allora, è possibile che questo onere sia assolto, come ha detto la circolare ANCI, attraverso il collegamento ai portali specifici. Ecco, facciamo subito come vedere. dicevamo prima, il gruppo regionale si occupa espressamente di mettere adeguare il percorso questa- informatico in tempo reale, perché Esatto, quando quindi eccola qua. c'è la modifica, infatti quella Questa è la nota è stata ANCI che è subito stata... recepita la modulistica, assolutamente. Quindi. Certo, ci può essere il rinvio alla piattaforma telematica utilizzata dal Comune, lo trovate proprio nella nota di indirizzo dell'ANCI, che all'indomani dei verbali... Certo, quindi... E quindi lo trovate il riferimento. Questo giustamente... Sì, E anche i portali regionali, locali, naturalmente può esserci questo onere, viene assolto. Ecco, tra l'altro ci sarebbe anche, non c'è una immediata, perché per quanto riguarda la modulistica, la mancata pubblicazione, la Regione dovrebbe assegnare un termine per provvedere, quindi in realtà insomma c'è una indicazione, anche se automaticamente adesso abbiamo con questi collegamenti la possibilità. Allora, poi ci sono altre modifiche alla legge 241/90, sempre fatte dal decreto 126. L'articolo 18 bis è prevista la ricevuta di presentazione delle istanze, quindi presenta un'istanza, il Comune dà ricevuta della presentazione e in teoria, se ha gli elementi di cui è l'articolo 8 della legge 241/90, dovrebbe valere anche come comunicazione del procedimento. In ogni caso deve indicare il termine entro il quale deve concludersi il procedimento o il termine entro il quale, a mezzo del silenzio assenso, verrà assentito eventualmente la sua istanza. La data di protocollazione non può essere diversa da quella di presentazione dell'istanza, questo è stato anche precisato perché succede che a volte i protocolli vengano dati dopo, e c'è una norma di salvaguardia, diciamo, delle competenze all'interno degli uffici che dice: nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentata in un ufficio diverso da quello competente, i termini decorrono dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio competente, quindi diamo un po' di tempo in più all'ufficio. Lo stesso decreto 126 aggiunge alcune norme sulla SCIA.
sull'articolo 19, modificando l'articolo 19 della legge 241/90. Qui interviene il testo della prima parte, è uguale, ovviamente non viene modificato, la segnalazione certificata è finalizzata, diciamo, il testo è sempre quello: ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso, comprese le domande per iscrizione in albi e ruoli per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione, è sostituito da una segnalazione dell'interessato che è corredata da dichiarazioni, da asseverazioni. E la parte che è stata modificata, sapete anche che l'attività adesso può essere iniziata subito dopo la presentazione della SCIA, quindi immediatamente, non ci sono tempi da aspettare. E per quanto riguarda il decreto è intervenuto però sulla fase del potere inibitorio, di esercizio del potere inibitorio e della sospensione dell'attività. In cui l'intervento si fa complicato, nel senso che non è chiarissimo l'intervento del legislatore. Vi dico quello che prevede la norma, poi vedremo le applicazioni in concreto. Insomma, la prima parte fa riferimento a un potere inibitorio che dice in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per applicare la SCIA, entro 60 giorni la pubblica amministrazione emana un provvedimento con cui impone il divieto di prosecuzione dell'attività ed eventualmente chiede anche che vengano rimediati i danni. In pratica il presupposto di questo potere inibitorio è l'assenza dei presupposti per applicare la SCIA, cioè non potevi fare la SCIA sostanzialmente. Però la seconda parte dice: qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ai suoi effetti, con l'amministrazione invita il privato a conformare la sua attività. Quindi dovrai inibirti, però ti chiedo di conformare l'attività, di limitare, diciamo, e indica anche le misure. Qui andiamo più che su una questione formale, andiamo su una questione sostanziale, perché sto chiedendo di fare qualcosa per aggiustare il tiro. E quindi si confondono, diciamo, i due piani di attività. Poi la parte che viene aggiunta dice con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute e sicurezza pubblica, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. Questa sembrerebbe a questo punto una questione più sostanziale, cioè ci sono pericoli e quindi ti sospendo. Anche qui, in questo caso, ti sospendo, però dopo dice: questo l'atto motivato interrompe il termine del primo periodo, quindi il termine di verifica dei 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure. Quindi il privato può fare qualcosa per limitare, anche qui, evitare che ci siano pericoli per la sicurezza e la salute. La norma resta confusa, secondo me, confonde un po' i poteri inibitori con l'attività di sospensione. Di sicuro c'è questo esercizio del potere inibitorio quando non ci sono. Mi sembra molto più tranquillo dal punto di vista procedimentale, se fossi un funzionario, l'utilizzo dello strumento del potere inibitorio nei 60 giorni, perché lo strumento della sospensione lo vedo abbastanza discutibile, insomma pericoloso, cioè opinabile anche nella sua realizzazione concreta. E quindi lo strumento. Poi c'è ovviamente una norma di salvaguardia, sempre all'interno dell'articolo 19, che anche se sono decorsi i termini di 60 giorni per l'esercizio dei poteri inibitori, che sono ridotti a 30, sapete, per la materia edilizia, quindi c'è una legge speciale dentro la 241/90, anche qui è stata messa dentro la 241/90 perché diventa la legge madre, quindi deve stare dentro là, e quindi 30 giorni per l'esercizio del potere inibitorio dentro la materia edilizia. Sono passati i termini, cosa succede? Ci accorgiamo che comunque c'è la dichiarazione non veritiera e c'è sempre l'autotutela.
resta l'articolo 21 nonies, quindi la possibilità di agire in autotutela. Con quel discorso che abbiamo fatto prima, che l'autotutela, quando c'è la falsa dichiarazione, si accerti è sempre ammessa, quindi oltre i 18 mesi. Sapete che per l'autotutela, l'esercizio dell'autotutela avverso atti di autorizzazione, la PA ha attualmente un termine di 18 mesi entro il quale può fare questa attività di autotutela. Perché è stato introdotto questa norma? Lo sapete, se non lo sapete ma ve lo ricordo, semplicemente perché c'è stata l'eterna lotta tra il potere di autotutela dell'amministrazione e il diritto di affidamento del privato. Quindi io che faccio un'attività, che inizio un'attività, ho diritto di stare tranquillo in quello che faccio. Allora, come faccio a contemperare questi due poteri? Metto un limite al potere, limite temporale al potere di autotutela. Questa è stata la ratio della scelta del legislatore. Giusto o sbagliato, questo è, con il correttivo che se tu mi hai dichiarato il falso, io non posso avere il limite dei 18 mesi perché tu mi hai commesso un reato, per cui io faccio l'autotutela sempre. Questo per quanto riguarda poi ha fatto altre piccole modifiche sul silenzio assenso, eccetera. Su questo decreto 126 il Consiglio di Stato dice, bene, bravi, bene tutto, però non avete individuato le attività che sono oggetto cioè piccolo e particolare, insomma, non avete quelle che sono oggetto di assenso, eccetera. E il legislatore rimedia con il decreto 222 del 2016 che vi illustro adesso anche se è temporalmente successivo al 127 perché si ricollega al discorso che abbiamo fatto. Allora, con questo decreto finalmente io sto sforando un po' i tempi, però bloccatemi quando va bene, okay. Allora vado avanti. Va bene. Allora, abbiamo ecco qua. Metto questo perché cerchiamo di sì, ecco, naturalmente cerchiamo di aumentare. Allora, qui dice il decreto a questo punto il decreto 122 dice adesso il presente decreto ha come oggetto la individuazione delle attività oggetto di procedimento, di comunicazione, di segnalazione certificata o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso. Quindi dice adesso ti facciamo l'elenco e facciamo la tabella A. La tabella A che è allegata di questo decreto e che è questo maloppo di 137 pagine che noi non andiamo a vedere perché altrimenti impazziamo, però diciamo la parte più importante è contenuta nell'articolo 2 del decreto 222. Dice a ciascuna delle attività elencate nell'allegata tabella A si applica il regime amministrativo ivi indicato, cioè qui il tentativo di dare una organicità al sistema. Stiamo dicendo adesso cosa facciamo, quali sono i diversi regimi amministrativi. Diversi regimi amministrativi sono tutti qua sintetizzati. Se il regime è la comunicazione, basta una comunicazione e l'attività può essere iniziata subito. Quindi, e lo dice subito qua. Quando la tabella indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione allo sportello unico. Qualora per l'avvio o lo svolgimento siano richieste altre comunicazioni e attestazione, può presentare un'unica comunicazione, perché c'è anche qui il fatto della centralità della SCIA unica che abbiamo individuato, ma in questo caso c'è una comunicazione invece unica. Quando la tabella indica la SCIA si applica l'articolo 19, che è la norma riferita nella 241 alla SCIA.
Anche in questo caso, l'attività può essere avviata immediatamente e anche qui, sempre in sintesi, la tabella ci dice entro 60 giorni, 30 nel caso dell'edilizia, l'amministrazione effettua i controlli sulla presenza dei requisiti sui presupposti per lo svolgimento dell'attività. Qualora accerta la carenza dei requisiti, può vietare la prosecuzione e richiede all'interessato di conformare le attività. Vedete che c'è sempre la previsione di conformare l'attività, anche se questo in carenza dei requisiti diventa difficile. Quando la tabella indica la scia unica, si applica l'articolo 19 bis, comma 2, qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a scia siano necessarie altre scia o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica scia allo sportello unico del comune, che la trasmette alle altre amministrazioni interessate. Quindi, qui c'è il concetto della scia unica che è introdotto nell'articolo 19 bis. La scia unica, c'è un unico sportello che si occupa della gestione di questa scia, anche se ci sono attività soggette ad altre scie. A questo punto cosa succede però? Attenzione, perché questo comune che gestisce la scia unica ha l'onere di tenere i rapporti con le altre amministrazioni, le quali hanno tutto il diritto di applicare il potere inibitorio. Lo stesso potere inibitorio dei 60 giorni hanno il diritto di applicarlo, perché ovviamente è vero che c'è un gestore unico, ma questo gestore non assorbe le competenze speciali degli altri, quindi gli altri mantengono le competenze proprie e devono avere il diritto, eventualmente il potere di esercitare il potere inibitorio. In questo caso cosa fanno? Devono dare una comunicazione che deve arrivare al gestore unico, che deve pervenire nei termini previsti almeno 5 giorni prima della conclusione dello scadere dei 60 giorni, e in questo caso presenta una proposta motivata di divieto di prosecuzione dell'attività. Quindi le amministrazioni che devono intervenire nell'ambito di questo procedimento conservano i loro poteri e hanno la facoltà e il dovere anche di segnalare eventuali poteri inibitori. So che è complicato, stiamo entrando nelle complicazioni, però è così, un po' alla volta si assorbirà il concetto. Non è facile neanche per noi che ci approcciamo a questo sistema, però diciamo si intuiscono le ragioni, si capisce la volontà di semplificare, di accentrare, però resta il problema delle competenze diverse che non possono essere sopraffatte neanche da questo sistema di semplificazione. Quando la tabella indica la scia condizionata da atti di assenso di altre amministrazioni, lo strumento è quello della conferenza di servizi, perché quello è lo strumento in cui si acquisiscono i pareri, gli assensi di altre amministrazioni. Quindi c'è un condizionamento e quindi a questo punto lo strumento è quello della conferenza di servizi. I famosi 5 giorni preoccupano molto i comuni. Infatti viene confogata entro 5 giorni. 5 giorni che sono neanche il tempo per capire di che procedimento si tratta. Effettivamente è un termine davvero irrisorio. Quando invece la tabella indica l'autorizzazione, vuol dire che serve un provvedimento espresso, a meno che non ci sia una possibilità di silenzio assenso che qui nella tabella viene esplicitamente indicata. Cioè mi dice anche che l'atto è soggetto a autorizzazione, però c'è anche un meccanismo di silenzio assenso qualora, ad esempio, non venga convocata la conferenza di servizi entro 60 giorni e non venga svolta la relativa conferenza di servizi entro i 120 giorni. Quindi ci sono anche queste fattispecie. In più c'è quando la tabella indica l'autorizzazione più la scia, che è la scia unica o la comunicazione, si intersecano diversi procedimenti, quindi c'è una domanda per l'autorizzazione più anche la scia. Questi sono i diversi regimi
che questa sia semplificazione la andiamo a raccontare a qualcun altro, come abbiamo detto all'origine, questo siamo d'accordo tutti quanti. Come vi dicevo prima, bisogna stare attenti anche alla disciplina regionale in questo sistema, perché la disciplina regionale potrebbe avere delle situazioni più favorevoli, scusate, ho sbagliato il termine, potrebbe avere un regime amministrativo più favorevole, quindi impariamo a usare questo termine, regime amministrativo. Quindi se l'amministrazione regionale ha un regime amministrativo più favorevole, cioè prevede una SCIA invece che una autorizzazione, facciamo riferimento alla disciplina regionale. Quindi l'operatore, voi tutti operatori, vi ho definito eroi, perché dovete conoscere a perfezione questa tabella che adesso è composta di 127 pagine. Dovete conoscere alla perfezione i verbali della conferenza unificata del 4 maggio 2017 e quella del 6 luglio 2017, alla perfezione ovviamente la legge 24190, i decreti eccetera. Dopodiché non so che cosa il legislatore possa legittimamente pretendere da un funzionario comunale, un funzionario dirigente che ha, a mio avviso, cioè io ho sempre trovato ho lavorato con persone con grande competenza, passionalità, eccetera, soprattutto nell'attività dei sportelli unici. Mi sono occupata anche personalmente del progetto dello sportello unico ancora avviato, il primo dal comune di Padova e Venezia, quindi insomma proprio con grande passione sono dedicate le persone a questo, quando ancora il comune di Venezia aveva i 12 piani regolatori regionali, quindi era qualcosa di complicato all'inverosimile. Ecco. Però la buona volontà c'è sempre. Che questi siano gli strumenti di semplificazione, qualche dubbio ce l'ho. Insomma, questo per chiunque insomma, è oggettivamente un problema orientarsi all'interno, per quanto la tabella dovrebbe darmi un'indicazione. Ci sono gli esercizi, mi definisce quelli che sono per il commercio e con le attività, dovrebbe darmi un'indicazione, però comunque insomma è una complicazione oggettiva che si riscontra tutti i giorni. E il decreto 222 ha anche una parte che va a modificare il testo unico dell'edilizia, quindi anche qui viene con alcune modifiche, ne parliamo proprio solo velocemente. Viene modificato l'articolo 6 delle attività edilizie libere. Viene introdotto l'articolo 6 bis sulla la cosiddetta CILA, che vale per ciò che non è disciplinato dagli articoli 6, 10 e 22 del testo unico, e poi diciamo in sintesi il legislatore ha inteso dare questo quadro. L'articolo 10 riserva il permesso di costruire per la nuova costruzione e la ristrutturazione edilizia con modifiche volumetriche, la sagoma eccetera. L'articolo 22 mi definisce la SCIA per il caso tipico della manutenzione straordinaria. La SCIA, l'articolo 23, mi dà la particolarità della SCIA al posto del permesso di costruire, che è riservata ai casi di ristrutturazioni con modifiche, però questa SCIA è particolare, resta particolare anche dopo l'unificazione del regime tutto dentro la 24190, perché la SCIA alternativa al permesso di costruire non abilita l'interessato ad agire subito, ma bisogna aspettare i 30 giorni. Quindi questa bisogna ricordarsela, perché è una eccezione che resta nel sistema che prevede invece adesso SCIA agisco subito, quindi bisogna ricordarsela questa eccezione. Ha introdotto poi la SCIA anche per l'agibilità, il sistema della SCIA per l'agibilità, e quindi anche qui non entro nel particolare, perché sono tutte cose che appunto eventualmente vedremo nell'ambito dei corsi dedicati. L'ultimo decreto di cui mi occupo è quello sulla conferenza dei servizi, che è il decreto 127. Allora, qui andiamo, se possibile, appunto a creare più confusione. Siamo andati a creare più confusione di prima, nel senso che
oggettivamente l'intervento del legislatore, anche per chi ha commentato un po' fin dall'inizio, e non si è rivelato insomma provvidenziale, però questo abbiamo e con questo lavoriamo, cerchiamo di definire gli istituti così come sono stati delineati dal legislatore. Allora, abbiamo intanto la conferenza istruttoria, che è una facoltà della conferenza istruttoria, può essere indetta dall'amministrazione procedente, è facoltativa quando lo ritiene opportuno, è abbastanza libera nelle modalità, tanto che la legge dice puoi farla seguendo le modalità dell'articolo 14 bis della conferenza semplificata, ma puoi anche stabilire tu amministrazione altre modalità, perché te la puoi fare come vuoi, sostanzialmente è l'unico caso. Parlo dell'articolo 14, sto parlando dell'articolo 14 della legge 241/90. Qui le norme sulla conferenza di servizi sono articolo 14 e seguenti, no? Conoscete la collocazione. Ecco, quindi qui è abbastanza libera. La decisoria mi dice è sempre indetta, la norma è uguale, qui resta uguale, è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi. Quindi in questo caso, quando devo avere l'assenso di altre amministrazioni, devo utilizzare la conferenza dei servizi. Questo è il sistema che l'amministrazione dice: quando devi acquisire questi assensi, devi usare quel modulo. Il modulo procedimentale conferenza dei servizi. Esiste anche la cosiddetta conferenza preliminare, che è quella che è stata sempre vista con favore anche negli uffici tecnici in genere, perché è quella che consente a un'impresa che deve, un imprenditore o comunque a un soggetto che vuole avviare un'attività che ha una certa importanza anche in termini di dispendio economico, investimento, eccetera, e consente di vedere quali sono le condizioni, capire quali sono le condizioni per le quali può arrivare a esercitare quell'attività. Quindi è una conferenza che serve per capire appunto cosa devo fare per realizzare quel tipo di attività, e viene indetta, anche qui lo prevede il comma 3 dell'articolo 14, per dare con una modalità semplificata, che è quella dell'articolo 14 bis, per dare le indicazioni a questa impresa che si è interessata. Ricevuta l'istanza, diciamo anche qui, l'amministrazione indice la conferenza simultanea e poi attenzione, perché quello che è stato detto nella conferenza preliminare vincola l'amministrazione. Quello che cambia è questo, sostanzialmente. Ti facciamo la conferenza preliminare, ti diamo dei pareri, ti diciamo che per fare questa attività serve X, Y, Z. Quando l'interessato dice ok, va bene, ho deciso, posso fare questo investimento, voglio avviare. Quando presento la mia conferenza, istanza per la conferenza di servizi decisoria, quindi non preliminare ma quella, tu amministrazione che mi hai detto che c'erano queste condizioni, non me ne puoi indicare altre. Quello che mi hai detto vale anche per adesso. Quindi non puoi chiedermi nuovi adempimenti, non puoi nemmeno cambiare parere rispetto a quello che hai espresso in sede di conferenza preliminare. Attenzione quindi che questa conferenza preliminare diventa vincolante, cioè le determinazioni che l'amministrazione esprime nella conferenza preliminare sono vincolanti per la successiva fase. Poi sempre l'articolo 14, il comma 4, mi dice che quando c'è un progetto sottoposto a VIA, tutte ovviamente le autorizzazioni vengono acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi, e questo lo sapevamo insomma già. Quello che ha cambiato un po' il regime adesso è la cosiddetta dualità delle conferenze di servizi, la conferenza semplificata e la conferenza invece simultanea o sincrona.
Allora, la semplificata vorrebbe dire facciamo una conferenza di servizi, però non la facciamo tutti insieme. Questo vuol dire in pratica. Non la facciamo trovandoci tutti insieme. Ognuno esprime per la parte di sua competenza le sue determinazioni e c'è un soggetto, l'amministrazione procedente, che gestisce tutto il procedimento e raccoglie. E infatti viene definita conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, vuol dire dal greco, quindi asincronos, quindi non siamo tutti nello stesso tempo, quindi andiamo ognuno per conto nostro. Vabbè, diciamo, questo è, ed è anche il sistema privilegiato dal legislatore, perché mi sta dicendo il legislatore tu operi in conferenza di servizi con questa conferenza simultanea, semplificata, non simultanea e non sincrona. Quindi utilizzi normalmente questo modulo. Soltanto per particolari interessi, eccetera, oppure quando ci sono determinate situazioni che richiedono la conferenza sincrona, simultanea, utilizzi quell'altro strumento. Quindi si va un pochino a snaturare lo strumento della conferenza di servizi, perché in realtà in questo modo ognuno agisce separatamente, fa le sue valutazioni separatamente. Cosa fa? Diciamo, c'è sempre un'amministrazione procedente che dice ti dico qual è l'oggetto della determinazione da assumere, il termine perentorio entro 15 giorni per cui puoi chiedere documenti, il termine perentorio entro il quale tu devi esprimere la tua determinazione, che è 45 giorni, oppure per le amministrazioni preposte la tutela ambientale, paesaggistico, eccetera, salute, cittadini, diciamo interessi speciali, ecco, quelli che noi chiamiamo interessi speciali, il termine è di 90 giorni, e la data di una eventuale riunione in modalità sincrona, che però viene lasciata sullo sfondo. Ti dico, questa eventuale non è una cosa che noi ci aspettiamo invece che tutti quanti facciano le loro comunicazioni e rendano la loro determinazione. E quindi le determinazioni devono essere congruamente motivate. Indicano anche, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per ai fini dell'assenso. Dopodiché mi viene detto anche al comma 4 la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui è al comma 2, quindi se io non rispondo, io amministrazione che sono parte della conferenza dei servizi non rispondo nel termine, oppure la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti al comma 3 vuol dire che non abbia una determinazione che non abbia un dissenso motivato, sostanzialmente, ma fondato su ragioni estranee alla conferenza dei servizi, estranei all'oggetto dell'attività, quelli sono considerati assensi. Ora, che il fatto che l'assente sia considerato assenziente, va bene, questo ci sta. Che l'assenso motivato su il dissenso motivato su altri elementi che siano estranei alla conferenza dei servizi, insomma, stiamo entrando un po' nel merito della questione. E mi sembra una norma abbastanza forte questa, cioè dire tu hai fatto un dissenso, però il tuo dissenso è motivato su ragioni extra. Immaginate anche qui il dovere di chi gestisce il procedimento, il peso, la responsabilità di chi gestisce dover interpretare questo dissenso. È un dissenso corretto? Sta dentro il limite richiesto dalla norma, oppure è un dissenso che mi diventa arbitrario, perché sostanzialmente diventa un dissenso arbitrario, sostanzialmente viene valutato come arbitrario. Questa è una difficoltà operativa che è enorme, che non ci nascondiamo, insomma, quindi resta così. A questo punto mi dice, con tutto quello scaduto il termine, l'amministrazione dice cosa succede? Se abbiamo
qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionati, oppure ritenga che le condizioni eventualmente indicate dalle altre amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del senso possano essere accolte senza modifiche sostanziali, sostanzialmente dà la conclusione positiva. Cioè, anche qui una responsabilità enorme, perché il funzionario dell'amministrazione procedente dovrebbe decidere che le condizioni e le prescrizioni indicate ai fini dell'assenso o del superamento del senso possono essere accolte senza modifiche sostanziali. Cioè, dico, l'amministrazione mi ha dato un assenso, mi ha posto delle condizioni e io devo valutare che quelle condizioni non mi comportano un diniego, perché sostanzialmente mi portano a una conclusione favorevole. Anche qui un'altra responsabilità enorme, perché è un'amministrazione che ha dato delle prescrizioni, siamo certi che chi le riceve non sia in grado di valutarle appieno. Deve dire, secondo noi queste prescrizioni sono tali per cui l'attività può essere comunque svolta con queste cautele e quindi diciamo che possa essere. Se è una cosa semplice da capire, bene, ma se è una cosa complicata, se dentro questa determinazione espressa dalla singola amministrazione che partecipa a conferenza di servizi ci sono delle valutazioni tecniche, specialistiche, come facciamo a dire che questo si assume la responsabilità di dire va bene, si conclude positivamente? Cioè, pensate che tipo di onere che viene lasciato in capo a chi deve procedere. C'è una norma al comma 6 che mi dice naturalmente se ci sono dissensi non superabili, a quel punto la conclusione è invece negativa. Anche qua c'è bisogno di dichiarare i dissensi non superabili, quindi anche qui una responsabilità enorme di chi deve decidere. E quello che sempre diciamo, il funzionario che gestisce la conferenza di servizi per l'amministrazione procedente comunica questi dissensi non superabili all'interessato. Questa comunicazione vale come procedimento come 10 bis, quindi comunicazione dei motivi ostativi, fa le osservazioni e poi alla fine, come al solito, supera o non supera le osservazioni, le respinge, c'è la determinazione finale. Una responsabilità enorme, lo diciamo senza mezzi termini, però è così che è previsto dal legislatore. Dopodiché la norma dice, fuori di questi casi, per l'esame contestuale degli interessi coinvolti, facciamo la riunione sincrona, che quasi quasi mi viene a pensare sia anche consigliabile, insomma, perché quantomeno vediamo de visu, diciamo, andiamo a capire che cosa vogliono dirmi questi signori, perché ricevere un atto, una determinazione con delle prescrizioni anche complicate non è come sentire dal vivo, vedere questa amministrazione che esprime. E quindi l'altra parte invece è la conferenza simultanea, e questa conferenza simultanea e sincrona si svolge in data previamente comunicata, data fissata. Anche qui abbiamo un termine di conclusione di 45 giorni, quindi questa non è una modalità, come vi dicevo, quella prescelta, perché il legislatore dice al comma precedente dell'articolo precedente, ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione può comunque procedere in forma simultanea. Quindi è riservata a procedimenti complessi, quindi il ricorso alla conferenza di servizi simultanea dovrebbe essere motivato in base a questi, anche se c'è quella norma del comma precedente che lascia sempre una possibilità di indire la riunione per la conferenza sincrona. Cioè può capitare che una conferenza parta in forma semplificata e dopo si svolga invece in modalità sincrona, perché si vuole andare appunto a questa conclusione. Allora, poi l'altra novità che abbiamo è che i lavori si concludono entro non oltre 45 giorni, poi 90 giorni invece se ci sono sempre le amministrazioni preposte alla tutela speciale.
E poi l'altra novità è che dice, vabbè, questo lo sapevamo già, ciascun ente e amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere in modo unico e vincolante la posizione dell'amministrazione, cioè ogni amministrazione partecipa con un solo rappresentante, però la novità è che quando ci sono le amministrazioni, quando alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato a esprimere tutte le amministrazioni statali. Attenzione al passaggio. Ecco, vuol dire che le diverse amministrazioni dello Stato sono rappresentate da un unico rappresentante. Cosa assai discutibile. Perché ci possono esserci interessi, materie, interessi diversi, sensibilità diverse, insomma, proprio. Eppure questo è quello che abbiamo, che il legislatore ha indicato. Francamente, a mio avviso era sufficiente l'indicazione dell'unico soggetto per ogni amministrazione. Poi non so se in concreto questo rappresentante unico dell'amministrazione riceverà delle deleghe, sarà circoscritta la sua attività, dovrebbe essere così, perché altrimenti insomma sarebbe anche un'attività arbitraria per conto suo, insomma, pensare che l'attività di un soggetto che opera per un'amministrazione statale venga poi definitivamente imputata anche ad altre amministrazioni è un passaggio logico per un giurista, permettetemi di dire che è abbastanza arduo, insomma, ecco. Questo è quanto abbiamo tra le novità. Anche qui abbiamo, all'esito della riunione, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14 quater sulla base delle posizioni prevalenti. Ecco, qui parliamo delle posizioni prevalenti. Anche qui dobbiamo andare a dire chi ha detto di più per il sì, chi ha detto di più per il no. Insomma, ecco, anche qui comincia il problema, posizioni prevalenti, tiriamo, estendiamo. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, quindi gli assenti hanno sempre torto, quindi fine del discorso, quindi c'è, oppure pur partecipandovi non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria opposizione, oppure abbia espresso un dissenso, eventualità abbastanza difficile da realizzarsi, ma comunque, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Anche qui torniamo al concetto che questo soggetto potrebbe aver espresso un dissenso non motivato sulle ragioni della conferenza. Se io ci ragionavo ieri, ma se un comune dovesse esprimere un dissenso basato su delle specificità del territorio, per esempio, che riguardino la tutela di un determinato bene che non è direttamente coinvolto nel procedimento, ma non so, potrebbe essere del tutto considerata come un dissenso non motivato. Questa mi sembra un'aberrazione, perché ha una motivazione, per esempio, di tutela di un sito particolare che però non è oggetto della conferenza dei servizi. Esiste questo sito nel comune. I comuni possono essere anche molto piccoli, voglio dire, nel territorio. Eppure, come entra questa tutela? A meno che non ci siano vincoli, eccetera, amministrazione preposte alla tutela. Però in questo caso, insomma, la vedo difficile. Comunque, a questo punto la determinazione viene assunta sulla base di tutti gli atti e delle posizioni prevalenti, e dopodiché c'è anche una possibilità per le amministrazioni che sono state sostituite, diciamo, che si vedono superate nel loro dissenso, di poter chiedere anche in via di autotutela che venga annullato questo provvedimento favorevole, sempre attraverso un'altra conferenza di servizi. Che questa è una cosa abbastanza anomala. Ecco, poi c'è una norma finale che dice: se c'è un'approvazione unanime, va bene, tutto è la determinazione conclusiva immediatamente efficace, siamo a posto. Se non c'è questa determinazione unanime,
Attenzione, perché l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, eccetera. Queste amministrazioni hanno il diritto di proporre opposizione entro 10 giorni dalla determinazione e quindi in questo momento resta sospesa. Se fanno l'opposizione resta sospesa l'efficacia. L'opposizione si fa al Presidente del Consiglio dei Ministri e lì c'è un procedimento speciale. Chiudo perché siamo andati oltre. Ripeto, siete degli eroi. Ripeto, siete degli eroi perché in queste condizioni è difficile per chi si occupa della materia, per chi ha comunque di edilizia se ne intende, perché di commercio è difficilissimo, richiede un approccio multidisciplinare, delle competenze elevatissime specialistiche, una capacità di ragionare notevole e comunque restano dei problemi che io ho cercato di enunciarvi oggi brevemente. Scusate se non è stata una illustrazione completa, ma ho cercato di fare del mio meglio sulla base di quello che il legislatore ci ha assegnato. Grazie. Grazie. Devo dire che non ha sforato, l'ora è giusta. Quindi ringrazio l'Avvocato Paglia per questa molto sintetica spiegazione delle novità normative. D'altronde un'ora non è che si possono spiegare in maniera approfondita questi 3 grossi provvedimenti legislativi. Adesso passiamo alla parte finale di questo seminario, in cui andremo a vedere degli aspetti pratici attuati da 2 amministrazioni, dall'amministrazione del Comune di San Donà di Piave e del Comune di Vicenza. Quindi io chiamerei qui sul palco l'architetto Danilo Gerotto del Comune di San Donà di Piave, che ci illustrerà un recente accordo tra la sua amministrazione e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta Lagunare. Sì. Chiedo scusa a tutti, io purtroppo devo scappare perché devo prendere un treno a Roma. Scusate la maleducazione, arrivederci. Comunque la vedremo nei prossimi seminari, certo. Quindi sarà presente nei quei 5 seminari che andremo a fare sulle novità, quindi dove lì effettivamente andremo nel dettaglio della normativa. Prego, architetto. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io vi prometto che sarò molto breve, nel senso che questo è mi hanno chiamato insomma per raccontare una storia di un progetto che stiamo portando avanti con la Camera di Commercio, e la storia è questa. Il comune di San Donà è un comune del veneziano con 43.000 abitanti e noi abbiamo aderito alla piattaforma del SUAP ancora fin dall'inizio sostanzialmente. Crediamo che la piattaforma sia stata utile per le nostre imprese, nel senso che ha reso più efficiente il sistema insomma, dell'offerta dei servizi sia del comune sia l'efficienza insomma, del funzionamento del SUAP. Usiamo i dati della Camera del Commercio in maniera proficua perché abbiamo sviluppato una piattaforma digitale che all'interno di un progetto del programma Horizon 2020 che si chiama WeGovNow, e dunque usiamo i dati per offrire alle imprese anche tutta un'altra serie di vantaggi messi in collegamento appunto con i dati della Camera di Commercio. Tutto questo però noi abbiamo una convinzione, nel senso che le piattaforme non semplificano proprio un bel niente, nel senso che la semplificazione non c'è in un sistema complesso come quello nostro in cui stiamo vivendo rispetto a questo. E dunque se sulla parte digitale la piattaforma diventa il punto di accesso unico per le imprese, dall'altra parte c'è uno spazio fisico che si chiama SUAP e che parimenti diventa uno spazio ancora molto frequentato dalle imprese che vengono là per capire meglio molte cose. Sotto questo profilo è chiaro che c'è un atteggiamento verso queste persone, verso gli imprenditori che noi abbiamo
sostanzialmente di comunicazione per alcune cose. L'altro giorno, eravamo 15 giorni fa con Farinetti ci diceva che a New York aprire un'attività commerciale è molto molto più complesso che quella nostra. La differenza qual è? Loro hanno, credo, lui diceva 4-5 volte gli adempimenti che noi abbiamo e ci lamentiamo dei 1800 adempimenti. La differenza è che a New York probabilmente hanno capito che la complessità richiede un certo sforzo. Da noi, quando hanno messo dentro nome, cognome e codice fiscale, è già troppo. E dunque da questo punto di vista, oddio, mai. E molti di questi continuano a venire nell'ufficio che abbiamo. La Camera di Commercio aveva un altro ufficio decentrato, perché la sede centrale è a Mestre, anzi che rischiava di essere portato nella sede centrale, ed era distante dal SUAP 3-4 km, dovevi attraversare tutta la città per arrivare nel punto della Camera di Commercio, che a sua volta offriva dei servizi a carattere territoriale molto importanti, come i certificati col commercio con l'estero su una zona che ne richiede davvero molti rispetto a questo. Allora l'idea era quella di dire, se cerchiamo di sostanzialmente avviare delle piattaforme perché le nostre imprese non perdano più tempo, nel senso non perdano tempo lavoro, e gli offriamo questo spazio digitale, ho detto perché non possiamo offrire uno spazio anche fisico in modo tale da non fargli perdere troppo tempo rispetto a questo. Vi sarà capitato a tutti adesso di andare in banca di solito ci sono file interminabili, 10-12 persone che aspettano perché c'è un cassiere solo. Le grandi imprese hanno ridotto la forza lavoro per i bilanci, per salvaguardare i bilanci, però ce l'hanno scaricata su di noi. Io vado a fare degli versamenti ogni tanto per il teatro, dell'incasso del teatro, aspetto minimo 20-25 minuti per poter fare un versamento in banca durante l'orario del lavoro. Dunque io in questo caso la banca è l'Unicredit, sto pagando l'Unicredit anche col mio lavoro, col mio tempo che perdo rispetto a questo. E allora abbiamo deciso di offrire in un posto centrale un nuovo spazio e mettiamo insieme tutto quanto. Dunque non c'è più differenza, si chiama Punto Impresa e ci sono tutti i servizi. Abbiamo riunito tutti i servizi del SUAP dentro su un unico spazio fisico, e su un unico posto dove si entra c'è tutta la parte anche della Camera di Commercio che sostanzialmente offre i servizi decentrati. Questo consente una sinergia tra il personale del comune e il personale della Camera di Commercio molto interessante. Cominciamo a dare delle risposte anche più articolate rispetto alle domande dei cittadini, con lo scopo di rendere efficiente il loro tempo. Cioè in questo modo noi gli facciamo risparmiare del prezioso tempo che loro hanno. E in più lo abbiamo messo in un posto molto bello, che è la piazza centrale del paese, dunque se devono bere un caffè ma fare colazione è ancora più piacevole e faccio sviluppo da questo punto di vista. Questo è il nostro progetto rispetto a questo. Sono rimasti molto affascinati da questa cosa qua. Lavoriamo da 2 anni su piattaforme digitali molto complesse e nessuno mi chiama a spiegare queste cose qua, ma però adesso tutti mi chiamano per spiegare questa cosa qua, e dunque sono venuto volentieri comunque a Vicenza per questo. Questa è la nostra piccola esperienza. Grazie. Ringrazio l'architetto Gerotto. Adesso concludiamo con l'esperienza del Comune di Vicenza. Chiamerei qui l'assessore Filippo Zanetti, assessore alla semplificazione e innovazione del Comune di Vicenza, con l'architetto Ceola insieme, che è dell'ufficio SUAP del Comune di Vicenza, per illustrare l'esperienza del Comune di Vicenza. Salve a tutti. Assessore, intanto faccio l'intervento dell'assessore delle Gennaie. Sì, buongiorno a tutti. Sono Filippo Zanetti e qui con me c'è Alessandro Ceola, che è
la persona che all'interno del Comune di Vicenza proprio ha seguito tutto il percorso del SUAP ed è il punto di riferimento. Come proprio mandato politico, questa amministrazione ha avuto quello proprio di semplificare, di cercare di aiutare le imprese a rendere meno complesso l'iter di presentazione delle pratiche. Accanto a questo avevamo anche noi l'esigenza di, come dire, migliorare l'organizzazione interna dei servizi. Pensate solo che credo che abbiamo fatto un po' un'analisi dei nostri processi, metà del tempo che passano i nostri tecnici sono per l'accesso agli atti dei cittadini o delle imprese e quindi in realtà a far fotocopie e tirare fuori faldoni di carta più che a fare istruttoria per le pratiche edilizie. Allora abbiamo pensato di spingere molto sull'aspetto della digitalizzazione. Noi avevamo già aderito all'impresa in un giorno già dal 2012. Tra l'altro all'epoca c'erano due proposte, una che veniva da un'impresa privata, tra le maggiori e potenti software house italiane, e una che era appunto dalle camere di commercio con l'impresa in un giorno, Infocamere. Per non far contenti nessuno abbiamo cercato di far comunicare i due sistemi, perché uno comunicava bene con i nostri database, l'altro era uno standard regionale, quindi abbiamo iniziato un percorso non facile di comunicazione tra i due sistemi. Questa operazione, che sembrava all'inizio molto bella, molto innovativa, in realtà si è verificata fallimentare perché non siamo riusciti effettivamente a portarla a termine per come era necessario. A questo punto abbiamo preso la decisione, c'è uno standard in regione che è quello di Infocamere, utilizziamo questo standard che è uguale per tutti. Infatti, visto che ce n'è uno di standard, è una delle cose che io dico sempre in tutta la pubblica amministrazione, in questi giorni lo ripeterò con tutte le persone che incontro, tutti i comuni d'Italia, ogni comune c'ha il suo gestionale per ognuna delle applicazioni che ha e facciamo tutti la stessa cosa, e se non ci siamo ancora resi conto che stiamo buttando via milioni e milioni di euro, no, le software house saranno contente, ma magari noi e le nostre amministrazioni un po' meno. Comunque, aderiti a questo standard abbiamo iniziato con le attività produttive. Compito del mio assessorato, proprio del mio mandato, era quello di fondere insieme il famoso settore annonario del Comune di Vicenza, il settore commercio e il settore edilizia privata, e portarli a diventare un unico settore che abbiamo chiamato proprio SUAP. All'interno di questo settore, quindi abbiamo detto benissimo, SUAP è il settore, iniziamo un processo che porti ad accettare esclusivamente pratiche in formato digitale. Okay? Quindi noi abbiamo iniziato con le attività produttive, abbiamo iniziato lentamente anche con le attività commerciali. Capite che le imprese commerciali, a volte il bar, il singola attività fa fatica, magari no? Hanno bisogno di essere assistiti dai loro professionisti. Comunque ha funzionato. Un paio d'anni fa abbiamo detto, ma state attenti, stavamo accettando solo le pratiche cartacee che venivano dai privati, no? Edilizia, attività libera, edilizia privata. Abbiamo iniziato a proporre il fatto che vengano inviate tramite PEC e quindi sì, ricevevamo questo pacco di allegati, ma poi la difficoltà era non tanto per i professionisti che ci inviavano i pacchi di allegati, ma noi che li ricevevamo. Immaginatevi voi magari un istruttore in età vicino alla pensione che gli arriva una PEC con 50 mega, un po' di allegati, la prima cosa che fa è mandarli in stampa e riproduce il faldone cartaceo, lì si sente al sicuro e pronto per poter fare la sua istruttoria, no? Allora alcuni non sono neanche in grado di leggere una PEC, che non dico una bestemmia, perché dobbiamo renderci conto che noi stiamo digitalizzando un paese che non è nato per essere digitalizzato e una pubblica amministrazione che si è formata non con questi strumenti, quindi non è neanche colpa dell'operatore, il quale ce la mette anche tutta la sua buona volontà, ma se è stato assunto 40 anni fa, chiedergli adesso di utilizzare con dimestichezza una PEC ed allegati di certe dimensioni magari è un po' come dire una cattiveria. Comunque abbiamo iniziato questo periodo della PEC e abbiamo visto che non funzionava tanto bene, nel senso che non eravamo in grado, non tanto i professionisti a mandarcelo, ma noi a riceverla correttamente. E abbiamo detto, beh, allora a questo punto ci scateniamo e chiediamo a Infocamere che utilizziamo lo stesso portale anche per l'edilizia privata e l'edilizia libera. Abbiamo fatto questa convenzione, Infocamere si è dimostrata disponibilissima, abbiamo messo in piedi quindi un portale che chiamiamo SUE, Sportello Unico Edilizia,
SUEP privata se volete, e a giugno di quest'anno una delibera di giunta ha deciso che da quel giorno in poi non si accetteranno più delibere se non in formato digitale. Quindi la politica ha dovuto accompagnare questo processo. Però questo processo ha portato, prima avevamo fatto delle fasi intermedie, ad esempio fissato degli orari di ricevimento dove l'accesso agli atti veniva fatto in un piano diverso e solo su prenotazione, questo perché alzando in maniera pazzesca il diritto di segreteria, 80 euro per un accesso agli atti, cosa che ha fatto incazzare molti vicentini. Ma perché? Perché noi dovevamo disincentivare l'accesso agli atti. Attenzione, al notaio conveniva mandare uno in comune a farsi la fotocopia che andare a cercare nel suo archivio, perché ci metteva meno tempo e aveva un documento ufficiale. Ok? Allora, con 80 euro ci pensa 2 volte, oppure comunque gliela debita al cittadino, però almeno noi abbiamo iniziato a incassare i diritti di segreteria e ci paghiamo il tempo che serve. Rendendo un po' più complesso l'accesso agli atti, quindi abbiamo spiegato, guardate che se iniziate a usare il portale non lo farete mai più l'accesso agli atti perché è già tutto fatto, è già tutto certificato, è già tutto conservato. Dopodiché si è messo anche per le pratiche nuove, quelle vecchie, certo, chiaro, è così, però da qui in futuro, cioè, la storia da ora in poi, quello che è avvenuto, cioè, come possiamo fare? Qualche amministrazione avrà la buona volontà di digitalizzare pratiche vecchie. Noi abbiamo uno strumento regionale, il GPE, potente, potentissimo, li abbiamo anche fatti comunicare in modo che noi le istanze che mettiamo da una parte vengono automaticamente inserite nell'altro database. Un po' alla volta possiamo digitare pratiche vecchie, quelle che hanno il maggior, come dire, però quello sapete che è un lavoro improbo. Però intanto per il futuro, ragazzi, non è mica poco, non è mica poco. Quindi questi passaggi intermedi ci hanno provato a dire c'è un problema di conservazione degli atti anche con le PEC, c'è il segretario generale ha provato a metterci il bastone tra le ruote, ci siamo fregati perché non è vero, perché forse non sa come funziona la PEC. Una volta che è protocollato un documento, solo che è protocollato è già in conservazione, quindi non esiste. Le PEC nel Comune di Vicenza vengono protocollate automaticamente, quindi problema di conservazione atti non esiste, già per la PEC. Il portale fa tutto da solo e quindi non c'era motivo se non cambiare l'abitudine dei professionisti, i quali però fanno un po' fatica, ma utilizzandola già per l'edilizia, per le attività produttive, non hanno fatto alcun. Difatti, devo dire la verità, che con lo switch off non ci ha portato neanche una lettera di lamentela, neanche una ne è arrivata, forse qualcuno nei corridoi. Quindi noi da giugno non gira più carta, gira quella vecchia, metri cubi, ma tutte le nuove pratiche hanno il formato digitale. Assessore, se mi permette, effettivamente l'avere una provincia dove tutti i professionisti lavorano sulla stessa piattaforma, cioè che quindi la pratica che mandano a Vicenza è esattamente la stessa che mandano ad Asiago, questo è un vantaggio enorme. Infatti su questo noi abbiamo puntato molto e anche la Camera di Commercio come diciamo ente promotore delle imprese ha spinto moltissimo, anche rendendo gratuiti a tutti i comuni questi strumenti, perché ci sia un unico front-end, ma per tutti, perché alla fine se il professionista che presenta la pratica per l'impresa perde meno tempo e dopo la perde meno tempo il comune per evaderla, è un vantaggio per l'impresa. Ecco, quindi esatto. No, il vantaggio è per tutti. C'è un'altra insidia che si annida dentro i nostri comuni, che è quella di dire benissimo, il portale scarica dei bellissimi file. Noi abbiamo dovuto, sembra una sciocchezza, cambiare i monitor dei computer degli operatori. Non è un dettaglio, sapete, perché bisogna fare una gara, bisogna trovare i quattrini, bisogna andare in Consip e bisogna trovare. Sembra una sciocchezza, però anzi 2 monitor, uno piccolo e uno più grande per poter lavorare bene. Sono piccole. Potenziare le stazioni di lavoro più vecchie, perché se poi l'istruttoria si cerca di fare completamente a terminale, a video, è chiaro che quindi è stato necessario anche un adeguamento sia in termini di conoscenze formativo che di macchinari. Su questo siamo intervenuti, abbiamo fatto un bando per i comuni del Vicentino
per appunto l'acquisto di software, di hardware, cose del genere. Sì, si risolve tutto, appunto, ci vuole una volontà politica molto forte e poi ci vuole anche la volontà appunto della struttura molto forte. Noi l'abbiamo avuta e vi giuro non è successo niente. Le case le continuano a costruire, noi diamo dei permessi a costruire, altri le neghiamo, i professionisti continuano a incazzarsi perché noi gli neghiamo i permessi a costruire, ma non per un problema informatico, per il problema che non lo possono fare, il piano in più o il cambio di destinazione d'uso, ma non è il problema informatico sta diventando, come dire, sempre di più digerito. Quindi non abbiate paura a fare lo switch off nei vostri comuni, anzi, come dire, io dico a livello regionale, ma poi cerchiamo anche di parlare a qualche altra regione, no? Adottiamo uno standard unico, è praticamente gratuito, non c'è niente di gratuito perché poi bisogna fare la formazione, bisogna adeguare le macchine, ma abbiamo tutta una serie di aiuti che ci aiutano in questo senso. I vantaggi sono infiniti in termini di tempo, di procedure, e pensate ai professionisti solo quanto disturba il professionista, l'architetto, che mentre un nostro collaboratore sta lavorando entra e gli chiede informazioni su una pratica, gli chiede una fotocopia, entra in un processo. Meno professionisti abbiamo per i nostri uffici, meglio è per la qualità del nostro lavoro. Quindi l'invito è quello, come dire, di procedere. Insomma, ce l'abbiamo fatta noi, ce la potete fare tutti. Salve a tutti. Scusa Alessandro, prima di iniziare il tuo intervento, non so se tu avevi informato l'assessore che presso la Camera di Commercio di Vicenza abbiamo fatto un tavolo tecnico provinciale, quindi formato da, posso dirlo, i migliori funzionari, e quindi c'è anche l'architetto. Migliori, non sappiamo se è una best practice la nostra. Ma che comunque in questo tavolo si è deciso di costruire già le prime 4-5 guide per i professionisti sulle pratiche naturalmente più numerose edilizie, e questo gruppo è formato da professionisti degli ordini, ma anche da validi funzionari dei vari comuni, che insieme scrivono esattamente come si presenta una pratica, quindi con una mini guida, con delle regole molto semplici per gli allegati. Certo. Quindi ecco, sfruttando anche l'esperienza che è stata fatta nel comune di Vicenza, ma nel comune di Chiampo, il comune di Bassano, e cercando di far sistema e offrire al professionista, e quindi in fondo all'impresa, una via più veloce per poter presentare la pratica con delle regole certe. Ecco, questo è un lavoro che si sta facendo e che vede impegnato anche il suo funzionario validamente. Ecco. Ma anche questo è un lavoro molto importante. Prego Alessandro. Sì. Allora, il mio intervento è legato più agli aspetti organizzativi del SUAP. Per parlare del rapporto tra SUAP camerale e Comune di Vicenza non si può prescindere dalla conoscenza del contesto interno e esterno in cui opera il SUAP. Adesso io ho preparato delle slide per capire la condizione del comune. Allora, nel 2007, intanto Vicenza è una città di circa 115.000 abitanti, siamo in leggero calo demografico, tessuto produttivo molto sviluppato, tanta manifattura, tanto commercio, e nel 2007, dopo facendo le giuste proporzioni perché i settori sono stati accorpati, quindi qualcosa è cambiato, comunque nel 2007 c'erano 29 addetti che svolgevano attività di SUAP. Nel 2017 ce ne sono 20, quindi da 20 a 29 abbiamo avuto meno 31% dei dipendenti. L'età media del comune è 54 anni. Se il trend sarà questo, fra 10 anni probabilmente avremo meno della metà di funzionari e molto più vecchi. Forse fra 20 anni non ci sarà nessuno. Quindi, probabilmente esatto, i procedimenti saranno tutti autocertificati. Non saremo ancora in pensione. Esatto, sì, perché io sono il più giovane del settore, ho 43 anni, giovane. Sei sotto la media. Esatto. Quindi questo per inquadrarvi il personale. Nonostante il personale sia diminuito, in realtà le pratiche sono aumentate. Adesso questo è il trend, è il trend degli ultimi 4 anni. È un trend, è un dato recuperato dalle pratiche trasmesse attraverso il portale camerale. Siamo passati da 1400 a 4537 pratiche anno, la media insomma è 3000 pratiche all'anno.
È vero che sono diminuiti i procedimenti ordinari, quelli diciamo più complessi, permessi di costruire, le autorizzazioni all'esercizio di grandi strutture di vendita, però sono aumentati in modo, non dico esponenziale, lineare, perché il grafico è lineare. Sono aumentati i procedimenti autocertificati, le SCIA hanno avuto un'esplosione, prima SCIA 1, adesso le SCIA 2, quindi la quantità di lavoro è aumentata, non è diminuita, e in più si sono ridotti per obbligo di legge i tempi amministrativi. Una volta, ad esempio, per i procedimenti edilizi c'hanno 120 giorni, adesso sono passati a 60, poi ecco. Quindi il contesto delle pratiche. Poi gli archivi, un gran numero di pratiche corrisponde a tanta carta. Questa è la foto del nostro archivio centrale. Questa qua è la foto fatta qualche giorno fa. C'è un archivio centrale che è sotto la Piazza dei Signori, Piazza Biade, e ha uno sviluppo lineare di circa 5 km. Poi ci sono tanti archivi dentro i vari settori, dentro i vari palazzi, quindi una quantità di carta pazzesca. Poi ogni anno, siccome bisogna accedere a questa carta perché i cittadini lo chiedono, perché vogliono copie dei precedenti, sia edilizi che di tipo commerciale, questi documenti bisogna recuperarli, e c'è una movimentazione di migliaia di faldoni che vanno dal comune, quindi dagli archivi localizzati, ai servizi di copisteria, quindi un avanti, indietro, continuo. Quindi diciamo che la condizione è scarsità di personale insufficiente, aumento delle pratiche, gestione degli archivi cartacei, che già di per sé richiedevano, come dire, una ricerca di nuove soluzioni organizzative e tecnologiche, no? Cioè già solo questi elementi potevano essere un elemento di approfondimento. A peggiorare le cose è intervenuto il DPR 160, che di fatto ha obbligato i comuni ha trasformato lo sportello unico come unico punto d'accesso, li ha obbligati a utilizzare, a presentare le pratiche esclusivamente in modalità telematica. Questo ha messo un po' in crisi i comuni e quindi li ha messi di fronte a una scelta: se proseguire nel percorso oppure fare delle scelte importanti e introdurre nuovi modelli di organizzazione che sono rivoluzionari. E noi abbiamo deciso di fare questa scelta, cioè di andare verso cercare nuove soluzioni. Allora, nel 2010, quando c'era pochissimo che conosceva la gestione telematica dei procedimenti, anzi, sì, forse Infocamera aveva già avuto un'esperienza importante con i bilanci, ma nei comuni non c'era assolutamente nessuno. Noi ci abbiamo messo 3 anni di ricerche, di sperimentazioni, mesi e mesi di sperimentazioni su diversi software, fino ad arrivare alla soluzione definitiva che ci sembrava la migliore. A dire la verità, io pensavo che già all'inizio fosse la migliore, però per completezza abbiamo voluto anche approfondire altri ambienti, altri software. Il percorso di miglioramento e di cambiamento è avvenuto in più fasi: un'analisi dei procedimenti e dei processi, la stesura di un nuovo regolamento edilizio, analisi di soluzioni informatiche compatibili con quelle che avevamo già, aggiornamento hardware più che software, formazione personale, formazione dei professionisti, attivazione del portale. Allora, analisi di procedimenti. Bisognava tagliare i procedimenti edilizi, cioè un permesso di costruire. Questo è il diagramma di flusso di un permesso di costruire, che comporta circa 18-22 passaggi. Questo è proprio il diagramma che ho fatto anni fa. L'amministrazione ci diede l'opportunità di fare un corso sull'organizzazione snella, sistema Lean, è un po' il derivato del Kaizen, il sistema che usa la Toyota nel processo produttivo, e ci hanno insegnato che se vuoi migliorare devi rendere essenziale il processo, quindi tagliare tutto quello che non dà valore aggiunto. Noi avevamo una quantità di passaggi interni ridondanti, ma veramente all'ennesima potenza. Poi abbiamo risistemato il regolamento SUAP. C'era già, ma diciamo che con questo nuovo regolamento abbiamo messo un po' più nero su bianco il rapporto e la funzione di
raccordo interdipartimentale che ha il SUAP. Analisi di soluzioni informatiche. Allora abbiamo visto diversi sistemi informatici, poi abbiamo scelto Impresa in un giorno, abbiamo dovuto raccordare Impresa in un giorno con gli applicativi che utilizzavamo. Per l'edilizia usiamo GPE, che è un software gratuito della Regione Veneto. Per il programma di protocollazione, che era precedente alla scelta di Impresa in un giorno, avevamo già SecreWeb e bisognava far dialogare i vari sistemi, e quindi grazie a Infocamere siamo riusciti, a Infocamere e ai consulenti delle altre software house, siamo riusciti a far dialogare l'insieme. Abbiamo dovuto sottoscrivere una convenzione perché noi eravamo già accreditati al MISE, ma non eravamo in delega, quindi abbiamo aderito, abbiamo sottoscritto una convenzione di tipo strumentale. L'aggiornamento dell'hardware, come diceva l'assessore prima, avevamo dei vecchi computer. Prima cosa è stata la sostituzione dei vecchi computer. Da un anno a questa parte abbiamo anche il doppio monitor, che è essenziale nelle fasi istruttorie, soprattutto dei procedimenti edilizi. Monitor da 19-20 pollici, da un lato si fa l'istruttoria, dall'altro si analizza. Esatto. Non sono computer particolarmente potenti, però il costo medio di un computer in Consip è 500 euro con un monitor da 19, mi sembra. Quindi no, esatto. E dal punto di vista invece dell'infrastruttura generale, è stata introdotta la fibra ormai da 7 anni. E questo magari per un comune piccolo che nella provincia veneta forse non è proprio, però adesso la fibra sta arrivando ovunque. Abbiamo dotato i settori di PEC, abbiamo dotato i funzionari di firma digitale. Il Ministero ha fibra, quindi adesso c'è sì. Per le conferenze di servizi usiamo un videoproiettore, anche se Infocamere ha attivato questa web conference che mi dicono che esiste, ma si vede, ma nessuno l'ha mai utilizzata, perché probabilmente gli enti. Formazione del personale. La formazione è venuta in parte internamente e in parte esternamente grazie agli incontri che Maurizio Vegoscoco ha fatto con il nostro settore. Ovviamente il SUAP stravolge il paradigma delle pratiche cartacee, quindi bisogna introdurre un modello di lavoro che è completamente diverso e che richiede dei tempi di adattamento. Formazioni professionisti, anche qui sono stati organizzati 2 eventi importanti, prima con i commercialisti, poi con gli ordini professionali di tipo tecnico. È stato distribuito un vademecum semplificato per l'utilizzo del front office, è stato diffuso in diverse copie tramite mail a chi ne faceva richiesta. E dopodiché, concluso il pacchetto formativo-informativo, abbiamo attivato nella prima fase, cioè il SUAP è stato attivato il 2 aprile del 2013 e successivamente il 1 giugno 2017 anche il SUE è diventato totalmente informatizzato, telematico. Quindi il 100% dei procedimenti edilizi e ambientali adesso è telematica. Praticamente tutti i procedimenti commerciali c'è qualcosa che manca, è legato a specifici interventi che sono veramente residuali. Vantaggi del SUAP, ovviamente i vantaggi sono molto superiori agli svantaggi, facile reperimento delle pratiche, uno che ha un archivio di 5 km non è che le pratiche le trova ovunque. Totale trasparenza dei procedimenti amministrativi, questo anche in virtù delle nuove disposizioni in materia di anticorruzione, che richiedono un'attenzione rispetto ai tempi, alle procedure. Annullamento in tempi di spedizione, quindi raccomandate non si spediscono più, riduzione drastica dei costi di spedizione perché le raccomandate con ricevute di ritorno non esistono più e non torneremo più indietro, perché ormai questo... Intercambiabilità degli operatori, il portale è facilmente accessibile da tutti e ovunque. Anzi, provo a buttarla lì all'assessore, avere un portale potrebbe significare anche il telelavoro un domani, ma non vorrei azzardare troppo. No,
Quindi Penso che non hai detto no, però a volte c'è un po' questa resistenza, come verso il cambiamento al digitale c'è anche la resistenza di pensare il mondo del lavoro come una postazione fissa sempre nello stesso luogo. Si parla di smart working adesso, Ecco. quindi sicuramente Ecco, bene, ma voi siete avanti, infocamera avanti e in luce. Certo, maggior chiarezza nei processi e riduzione dei tempi, abbiamo ridotto i tempi, la media adesso è 49 giorni per svolgimento di un permesso di costruire, maggior collaborazione tra tecnici e amministrativi, visto che usiamo tutti la stessa piattaforma, prima c'era un po' una dicotomia tra amministrativi e tecnici, Titi sei un tecnico, io sono un amministrativo, erano due mondi diversi, invece siccome usiamo la stessa piattaforma c'è più coesione. Riduzione dei costi di archiviazione, questo è evidente, insomma. Gestione regionale dei procedimenti, questa è la grande innovazione che ha il portale, è inutile, questo è l'elemento chiave secondo me del sistema. Anzi, ringraziamo Regione Veneto e i colleghi dei comuni che del gruppo regionale di cui non ho voluto far parte perché so che è un lavoraccio. Ecco. Facilità di accesso agli atti, insomma. L'assessore non ti permetteva. Ah no. Devi lavorare. Sono troppo liberi. Ecco, cosa collegata all'omogeneizzazione dei procedimenti, questo per l'utenza esterna, riduzione dei costi, i professionisti non stampano più, eccetera. Insomma, gli svantaggi invece, taglio, insomma, i svantaggi sono più legati al cambio di mentalità e all'obbligo, come dire, di formazione, l'obbligo di fare investimenti che magari per un comune piccolo non è facilissimo, ma grazie alla Camera di Commercio qualcosa è arrivato. Certo. Chi voleva aveva l'occasione. Esatto. Tutti avevano l'occasione. Poi c'è stata all'inizio una certa resistenza da parte dei professionisti, ma ormai è diventato una piattaforma talmente utilizzata che non ci sono più problemi. No, anzi, l'obiettivo del gruppo, anche quello provinciale, è riuscire anche l'anno prossimo a fare una formazione congiunta con i professionisti, in modo che ci sia il professionista che illustra i suoi colleghi, ma anche il tecnico, diciamo, che vede anche dall'altra parte e magari far vedere tutti e due i lati. Certo. No, ma noi siamo contenti di far parte di questo gruppo provinciale, ma più che altro serve non tanto per l'utilizzo del portale, no. più che altro per la condivisione delle problematiche interpretative legate alle leggi. È un momento di condivisione che effettivamente non c'è mai stato. Prima del portale camerale non c'era modo di confrontarsi con gli altri. Sì, magari si telefona al collega del comune. Ecco, tutto qua. Grazie. Ringrazio i partecipanti, purtroppo non numerosi, ma adesso vi volevo... tutto è stato purtroppo organizzato in velocità e quindi con tutti. Comunque vi do una bella notizia, c'è un buffet qua, quindi sì, adesso usciamo, almeno quello è super abbondante perché era previsto, immagino, per molte più persone. Fa parte fa parte del... Sì, no, sto qualche secondo e poi vado anch'io. Sì, andiamo. Allora, assolutamente. 10 minuti che poi devo andare a prendere. Scusa che Ah sì, addirittura. Ah sì? Ah, che bello. I finanziamenti con i famosi c'erano l'anno scorso Sì. e non ci sarà mai